Buonasera. Buonasera a tutti amici da Napoli 87 e Forza Napoli. Sempre. Un po' sento sentito. Raga, che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? 100 punti in una sola partita. Sì, mi raccomando, ripeti quello che dice la TV che ti fa buono. No, vabbè, zitto. Raga, mamma mia. Stai portando seccia. Già, poi manco ho detto nulla, già porto seccia. Alla faccia della miseria. Stai con una È dura, è dura. Ciao Regix, buonasera. Speriamo che vinca il Napoli. Speriamo sì. Mamma mia. Speriamo. Raga, che è stata fatta stasera? Boh, vabbè. Speriamo che queste settimane Gattuso gli abbia dato una bella strigliata, ai giocatori una bella svegliata, perché è proprio quello che ci vuole. Siamo senza Koulibaly e Mertens, è quello il casino. Cioè, due giocatori così importanti pesano, secondo me. Un macello. Mamma mia. Speriamo Milik faccia il Milik della situazione, faccia nulla. Cioè che sostituisca bene Mertens. Non ci fa rimpianto Mertens. Deve essere Milik. Il Milik migliore. Sì, speriamo in Milik, speriamo in Lozano. È un po' che lo diciamo, però raga, così è. Ma tutta la squadra. Buonasera Stefano. Ciao Stefano, bravo. Buonasera. Ciao, stasera tifo Napoli con voi. Grazie Stefano. Ciao Teodora Potenza, buonasera. Buonasera. Madonna, ragazzi, voi che dite? Secondo voi cosa facciamo? Fateci sapere. Speriamo anche bene. Se difficile. E l'è tosta, secondo me è proprio imprevedibile. Io non ho proprio idea di cosa succederà stasera. Buonasera amici. Buonasera, Forza Napoli sempre, raga. Intanto c'è il riscaldamento dell'Inter. C'è il riscaldamento di tutti, basta. Buonasera Luce Nenna. Ma la partita la fate vedere? No, non la facciamo vedere. Ciao, buonasera Lucia Nenna. Buonasera, no, non si fa vedere. Ma la racconto io in diretta. Esatto. La guardiamo tutti insieme e vediamo un po' come va. Chissà come sono state queste vacanze di Natale. Intanto stanno guardando gli spogliatori del Napoli. Guarda. Maro. Aiuto. Stefano, non ne ho idea neppure io. Boh, ma serve un Napoli cattivo. Sicuro. Mo che serve un Napoli cattivo, speriamo. Speriamo. Secondo me la Befana gli ha portato il carbone. Fantasma 111 T, vai Napoli che perdi. Speriamo di no. Speriamo di no, dobbiamo vincere stasera. Secondo me la Befana gli ha portato il carbone a tutti quanti. Cioè mi dispiace per l'Inter, ma dobbiamo vincere stasera. Lo so che l'Inter sta tenendo testa alla Juve per il campionato, ma stasera dobbiamo stasera. Poi le prossime può vincerle. Sì, sempre meglio l'Inter della Juve, però stasera dobbiamo vincere. No, ci dobbiamo riprendere. Appunto, speriamo che Gattuso gli abbia dato una bella lavata di capo. È normale che ti speri che vinci te, è normale, sei interista, è normale. Vi famo in back, stasera le prendiamo. Speriamo di no. Speriamo di no, fra. Buonasera, ma speriamo. Fantasma è interista. Lo so, infatti. Io che ne so invece. Ciao Francesco e Sara, ciao a tutti. Ciao Rino. Ciao Rino, Forza Napoli sempre. Forza Napoli. Oggi lo stadio è pieno, il partitone è il partitone, speriamo di essere all'altezza, appunto. Raga. Tanta carbone. La Befana. Ciao Francesco, buonasera. E comunque dopo questa partita abbiamo altre 3 partite toste. Abbiamo la Lazio, la Fiorentina e la Juve. E poi abbiamo la Champions col Barcellona. Bel filotto che abbiamo, ci aspetta un mese intenso. Che coraggio, 1-0 sarebbe un miracolo, sì, vero. Speriamo. Chi è questa ragazza, tua sorella? No. No, è mia moglie. Questo scarmanato. Ragazzi, secondo voi come finisce? Facciamo un giro di pronostici prima del fischio iniziale, dai.
Vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Napoli, speriamo di vincere questa partita. Fra stasera dobbiamo vincere, è certo che dobbiamo vincere, non possiamo permettersi nemmeno un pareggio perché non ci serve. Se ne vuole più, ragazzi. C'è la Roma che ha perso, cioè, ci dà le speranze ancora, anche se è molto difficile, ci darebbe le speranze per riaprire un quarto posto. Sì. Clamoroso però, perché comunque siamo a 11 punti ora, se qualora dovessimo vincere andiamo a 8 punti. Bei sogni. Cioè, però c'è tutto il girone di ritorno. Miki mi fa i complimenti, grazie. Francesco Fusco dice 2-0 o 3-0, speriamo. Chi è Sara? Io sono Sara. Io non posso essere Sara. Ragazzi, posso chiedere una cosa? Ma state vicino Pompei? No, siamo in Toscana. Siamo in Toscana, siamo. Stiamo in Toscana. Lui però è originario di Pompei. Cioè è passato parecchio tempo a Pompei, vero? Sì. Oddio, che ansia. Che ansia. Madonna, 2-0-3-0 è una predizione parecchio positiva, Francesco. Cosa ne pensi di Lautaro? È fortissimo. A me piace tanto, è fortissimo Lautaro. Oh Gesù. Stanno dentro il tunnel da tipo 45 minuti e si guardano in faccia. Lautaro autogol al 90esimo. Ma che stai dicendo? Come Koulibaly? speriamo. Sì, ma che stai dicendo? È un attaccante, cioè, è quasi impossibile. Cioè, difficilmente va a fare. A me pure mi fa impazzire. A me pure mi fa. Lautaro è fortissimo. Madonna, speriamo che stasera sia un po' meno forte, però. Cioè, da quando ha perso Icardi, Lautaro si è rivelato ancora più forte di Icardi, secondo me. Buonasera, Vinci Fortnite. Ciao, Vinci Fortnite. Ciao, forza Napoli sempre. Lo vuole pure Messi. Sì, ho sentito che lo vuole come compagno di squadra al Barcellona. Vai Napoli, vai, andiamo a vincere stasera. Ma non credo che l'Inter se lo farà scappare. Ma il Napoli oggi, cioè, Maximovic infortunato, come cazzo si chiama? Koulibaly infortunato, i due centrali infortunati, c'è Manolas e a fianco di Manolas ha messo Di Lorenzo terzino. Perché però non si è comportato male quando l'ha messo terzino. Ancelotti lo mise, cioè, lo provò Ancelotti la prima volta. Ha messo... Sì, ma fammi ha messo Di Lorenzo centrale insieme a Manolas. Gli esterni sono, da quando vedo, era Isai e quell'altro. Chi è? Isai Di Lorenzo non c'è Isai e... Che cazzo c'è quell'altro? Ulam, chi è? Ora a parte si vede. Perché i terzini non mi ricordo, chi è? Mario Rui, Isai e Mario Rui come terzini. Centrocampistici dovrebbe essere mezzo a campo Allan. Chi è? Zelinski, Allan e cosa? E Fabian Ruiz. In attacco gioca Milik, Callecon, Insigne. Sì. Dai raga, stasera è super sì, era il primo. Sì. È quella la formazione, quella che avevo detto. Gattuso contro Conte. Sai se ne andrà, forse volevi dire. Sì, può darsi, però stasera gioca titolare. Il Napoli farà gol 1-0, speriamo. Abbordabile, è una partita molto equilibrata, anche se attualmente è più in forma l'Inter che il Napoli. Cioè, il Napoli ha vinto la prima partita dopo tanto tempo. Raga, ma prima o poi ci si ripiglierà. Cioè, il Napoli ha vinto la prima partita dopo tanto tempo al Mapei prima della pausa natalizia. E mo bisogna continuare, perché non si può ricadere di nuovo. Dopo 2 mesi, Dopo 2 mesi si vince. Dopo 2 mesi tristissimi, cioè ora era la prima di Gattuso. Ragazzi, ci vediamo nell'intervallo per qualche commento. Ok, ciao Rino, a dopo. Guarda, la formazione è quella: Meretti in porta, Isai, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, difesa, centrocampo Allan, Fabio Ruiz, Zelinski, Callecon, Insigne, laterali, Milik punta. Madonna, speriamo tutto ok, Rino, sì. Come spieghi questo calo del Napoli?
come lo spiego? Secondo me i giocatori che giocano contro la presidenza, quello è stato il capo C'è stato troppa tensione col presidente. col presidente, perché il presidente secondo me ha detto delle parole che ai giocatori non sono andate giù e si è creato il E problema. secondo me Ancelotti ci è andato di mezzo. Sì, perché- alla fine quello che poteva, cioè la strada più facile era far fuori l'allenatore, esatto. perché se no doveva far fuori 5-6 giocatori, come faceva? Era complicato. Secondo me A giugno una parte di questi giocatori secondo me potrà andare via. Quello che bisognerà vedere che succede, a meno che da qui a giugno non ci ristabiliscano sì. un po' le cose col presidente, perché secondo me Ancelotti ci è andato di mezzo proprio, Sì, si è trovato nel mezzo tre giocatori. sì, poi che- ci ha messo anche del suo un po' a sbagliare, qualcosina ha sbagliato anche Sì, lui. vabbè, però però non ha c'è tutte che- le colpe cara- non sono sue principalmente. No, secondo me ci ha rimesso per la Come spieghi situazione. questo? Fantasma, mi iscrivo al tuo canale Ricampi. Dice, Eh. cosa ne pensi dell'amore? Che domande filosofiche. L'amore è bello. Ok, dai ragazzi, è partita. Vediamo un po', dobbiamo partire, dobbiamo essere grintosi e con sprint sin dall'inizio. Forza, 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 vogliamo vedere belle manovre. Per Questo mostra momento è stiamo a fare un po' l'Inter di casino. offensivo, tiro di Brozovic, respinta di Manolas. L'Inter è partita subito forte comunque. Appunto, e noi siamo un po' pasticcioni, mi pare, con questi palloni. Gestisce la palla l'Inter in questo momento, non è niente. Per ora sì, sta attaccando lì. Forza Napoli, sempre Forza Napoli. Sempre Forza Gol di Napoli, Lautaro al raga. primo minuto, sì. Pure, ma anche no. Il primo minuto è passato e non l'ha fatto gol. Quindi... dai, vediamo su di pressarli un po', però. Adesso ci hanno parlato i difensori dell'Inter, però non li stiamo pressando un granché. Li teniamo lì, ma non è che gli diamo tanto fastidio. Speriamo di vincere. Sarà Dai, difficile, però. dai. Forza, facciamo un'azione. Insigne, cross, colpo di testa di Milik, però fuori, ovviamente. Niente. Sto guardando la partita. Ma si è mangiato un gol, no? Madonna. Ai, ai, ai. Però ci siamo affacciati. Com'è? Per Due qualche persone cosa. ci stanno. Mo. Ai ai ai, Lukaku contro Pietro. Aia, No! aia. Oddio. Che secondo. Oddio. Mamma mia, l'ha salvato Mario Rui. Meno male. Madonna. Meno erano male, Mario riusciti Rui, a meno scavalcare male. pure Meret. Meno male Mario Rui che ha piato. Madonna. Stava già facendo il gol, ma era fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco del Però l'hanno fatto arrivare a tirare, Sì. Madonna. Però erano due a chiudere sulla porta. Meno male. Meno male. Mamma mia, attenzione a quello che dice la Caruccia. Che cazzo? Un sito dove vedere la partita. Non lo sappiamo purtroppo, non la stiamo guardando su Mi Sky. dici? No, niente, infatti non si sa. No. Purtroppo. Forza Napoli da Bahrain, sempre Forza Napoli. Comunque Bahrain. se volete iscrivetevi al canale, lasciate un like. Così già aiutate le più persone a trovarci. Che è una volta? No, quelle Quello di prima, amore, era un replay. Adesso il gioco è fermo per rimessa laterale da parte dell'Inter. Brozovic, no, D'Ambrosio col pallone. Vediamo. D'Ambrosio rilanci in avanti, però pesca Manolas a Mario Rui, vai. Dai. Milik, allargala, Milik, bella. Vai Mario Rui, vai, spingi. Stefano dice Lukaku corre come un pazzo. Vai, ai, Insigne, dovevi controllarla quella palla. Stefano dice Lukaku corre come un pazzo. Sì, ha cominciato già forte. Vai Lukaku, ciao Juventino, sei qui a gufare. Vabbè. Sì, meno male. Vai. Una volta ogni tanto. Sono dalla parte nostra, Juventino. Ma anche perché fa comodo a loro, giusto? Ovviamente, perché fa comodo. È mano, infatti. Lautaro ci è andato di mano.
Punizione per il Napoli, Lautaro ha preso la palla sulla mano. Gli è stata buttata sulla mano, sì, da Di Lorenzo. Sì, no, involontario, però ora, Però come è ora non punizione. conta nulla. Quindi punizione. Ripartiamo, forza, carichi e pimpanti, ragazzi, forza. Mario Rui per Fabian Ruiz, ancora Mario Rui la dà cosa? A Conte gliela dà. Conte è sempre in panchina, non gioca col Napoli. Va Skriniar indietro per De Vrij. Forza, De Vrij pressiamo gli Andanovic. Andanovic ancora indietro ai difensori. Brozovic veloce per D'Ambrosio. Però siamo presenti in attacco, è buono. Cioè, Bastoni sta giocando dell'Inter, forse, perché Godin, boh, sembra Godin. Che è quella? Tra Vesino sta facendo un po' casino insieme a Manolas. Rimessa dell'Inter comunque, a metà campo. Allora, buonasera Nomis, secondo voi quando finisce? Boh, per me è proprio imprevedibile. Te quanto dici? Io spero di no, ma avevo detto l'1-2 dell'Inter, spero di no. 1-2 o 2-2, speriamo di sbagliarmi, che vince il Napoli. Cristian Però- dice siete meglio di Auriemma, grazie. Grazie. A me non interessano le partite della Juventus, io penso alla mia Inter. Aspetta, fantasma, Bravo, vediamo che pensa alla tua succede. Inter. 3-1 L'una è è finita. Vabbè, aspettiamo, raga. Simone Inzaghi uno di noi. Dai. Vediamo, per ora siamo abbastanza in partita, non è successo Skriniar. niente di che. Però loro hanno fatto niente di che loro, non abbiamo fatto niente di che noi, per ora ci Skriniar, accontentiamo. no, Godin c'è, ma chi è? No, De Vrij, quello chi è? Bastoni verso Brozovic, ora Vesino, Brozovic, Ai. Candreva, chi era? Sì. Azione d'attacco, Vai. chiuso. Vai Mario Rui, vai Insigne, ma attacchiamo un po' pure noi. No, sta giocando rimpallo, all'Inter, rimessa laterale per l'Inter. è l'Inter a giocare, possesso palla. Brozovic, ancora in mezzo, vai alla, fa casino là. Lautaro per poco non va in porta quel pallone. Però abbiamo chiuso. Meno male. Pazza Inter. La fantasma sta a fare. Sta a fare il coro in chat. Conte ancora non si è incazzato, non è da lui. No, infatti per ora è tranquillo, il che è abbastanza strano. Zai. Vediamo. Vai. Maremma Screpolaccia. Eccola, Maremma Screpolaccia non può mai mancare. Oh dai, risiamo di nuovo nella metà campo dell'Inter. Tristezza, sì. Ancora Vesino, palla al piede. No, Gagliardini. Aia Lukaku, non fa girare Di Lorenzo, tienilo. Ecco, lo sapevo. Ecco, però Prima Meret. pallone lento, Meret può prenderla da un. Sicura proprio. Lì l'hanno fatto girare troppo facile, però guarda là. Abbastanza. Però per ora Non va bene, però così lo devono tenere perché. siamo al 7° minuto e per ora non ci sono vai, state sì. ancora occasioni pericolose da nessuna delle tue parti. A parte quel fuori Dai, gioco. contropiede. Vai ora, c'è Forza. un zitto qua, vai Zelischi. Troppo tempo. Vai. Oddio. No, se l'è allungato. Mannaggia. Gli è andata male, gliela data. Era un'ottima azione Mannaggia la miseria. di Zelinski per Insigne che però se l'era allungato un pochino e quindi non è riuscito poi a Oh no, colpire. Gagliardini. Conte fu bravo, sta a Napoli. Non può fu. Buonasera Franco Falcone, forza Napoli. Buonasera Falcone, forza Napoli sempre. Sempre forza Napoli. Dopo bravo, perché se no leva la parrucca. Qua. Il parrucchino. Tieni un gatto in capo, che te? Addio, ancora l'Inter che attacca. Però Però chiuso bene. Però non abbiamo fatto a chi si No, infatti, però per ora la difesa sta chiudendo bene, ha preso un colpo in testa. Chi è? Mario Rui. Mario Rui ha piato una capata in capo. Buonasera Vincenzo Luisi che tifa Inter, ma qui ovviamente noi tifiamo Napoli, però buonasera lo stesso e benvenuto. Ciao Vincenzo Luisi, buonasera. Forza Napoli. Gagliardini out, dice Fantasma.
E Moverim. Vabbè, guarda, quel lancio lungo, peccato. Quello di Zielinski l'ha dato un po' troppo lungo per Insigne, se no era una buona occasione, sì. Era tu per tu con Andanovic, potevo fare gol. Buonasera Sasi 96. Buonasera. Mettila per la... No, non si può non mettere. si può, ragazzi. Se vuoi resta qui con noi te la racconto. Esatto. Lukaku, Lautaro. Madonna, bel tiro, meno male, ma però fuori. largo, molto largo. Cioè, Marian Muche, buonasera. sembrava partito bene, però si è allargato troppo, il portiere troppo largo. Sì. Esatto. Poche occasioni per Marian ora. Luce, buonasera. Iscrivetevi al canale chi non si è ancora iscritto e lasciate Se un bel volete. like a Napoliel. Se lasciate un like ci aiutate a raggiungere più persone e ci... Facite bravo. Ecco, facete bravi come Conte. Conto che sono. Beh, per ora. C'è un buonasera. Fantasma dice state attenti al toro. Vincenzo Luisi, Juve merda. Ecco. Sempre. Vabbè, No. forza Napoli sempre. Juve... Zerish. No, a me mi fa la differenza. Io penso al mio Napoli. Stasera devo pensare al mio Napoli. il resto- Esatto, anche se l'Inter per ora sta Ai, rimanendo in area d'attacco. vai alla Però stiamo a chiudere, ragazzi. Io stiamo a sono chiudere. rumeno. Ah. Ciao Napoliele, sono Peppe. Casi una mano. Buonasera Peppe. Buonasera Peppe, chi è? Aspetta. Peppe è venuto un sacco di Ah, volte sì, in sì, live, sì. amore. Ciao, Peppe. Mio amore, la memoria scarseggia. Dai, Vai contropiede. Insigne, Forza. Sì, ricordate. Vinci, Ui. Madonna, ha sfiorato un palo. Ci ha Ora provato proprio Insigne. sfiorato il palo, magari no, palargo, No, però sì. dai, Cristian, devo domandare allo sceicco di qui se si compra il Napoli, forse con Sì, un po' più magari. soldi. Forza Napoliele, grazie mille. Ciao, Emil. Ciao Fra, Forza Napoli, Forza Forza Napoli. Napoli, amma vinci. Sempre. Questa partita la dobbiamo vincere a tutti i costi. Uh. Ma mi sa l'ha toccato, no? L'avevi sfiorato? No, si è scansato. No, rimessa da scansato. solo. Fantasma dice gol dell'Inter, ma anche no. Dai. Vai. Mosi, vai. ciao Zingaretti. Ma non fa questo. Oh, Zingaret. Sarà un anno di gioia, come dice. Per ora può. No, perché lui è visto che dice Capito. sempre sarà un anno di gioia, perché vince scudetto, non mi vince niente. Beh, meglio loro che la Juve. Sì, quello sì, meglio che lo vince l'Inter che la Juve, però stasera è aperto. Beh, per ora un sacco di lavoro a centrocampo, Vai, un sacco di vai. avanti e indietro, però poche azioni pericolose. Vai, muoviti, vai! Nulla di tanto non perda speranza, dice Fantasma. Non perda speranza. Scucciamo i capelli. Forza. I capelli scuggionati. Sì, per ora appunto Lo tanto ciuffetto avanti e di Napoli e indietro. lo ciuffetto. Poi è stato un pochettino. Molto avanti e indietro, sembra parecchio una partita di tennis, ma poche azioni pericolose, falla finita, non rompere. Viva il Napoli, Guido Viva il Bagnolo. Napoli! Ma chi è Guido Bagnolo? Non lo conosco. Non lo conosco. Dai, tiro. Fantasma alto. 11 stato un po' così. No! Che ufficiale. Raga. È uscito pazzona. Va. Siamo attualmente al 12° minuto, ragazzi. Niente da sottolineare, siamo in partita, entrambe le squadre sono in partita, non c'è prevalenza di uno sull'altra al momento. Poi le azioni pericolose, tanti tiri fuori Da dalla vedere il porta. pallino del gioco però è l'Inter. Noi andiamo più di ripartenza, è vero, però non chi c'è una vera gestisce la palla è supremazia. l'Inter però. Sì, noi andiamo più di ripartenza, Però però ora non c'è una vediamo. vera supremazia. Vai. Dai. Isai, fai qualcosa di buono. Oh no, ci chiudono Vai bene. Milik, vai. Dai, Milik. Allargala però, bravo. Subito, veloci. Non dormire casi Zammocca. Vai insieme. Vai Zelischi. Subito Mario lui, vai dallo subito. Ma buonanotte. Vai Zelischi, questo ciuffo, anche tu sei ciuffetto. Vai Insigne. Cristian dice bloccatela sto fantasma 111 porta sfortuna. No, non blocchiamo nessuno a meno che non diventano Ai, 2 contro 2. Lukaku, non fate lo sapevo. Ma no. Lo sapevo perché Isai là dormiva come uno strunz. Ma come si fa a farlo tirare? Io lo sapevo che come lo davano lo spazio, poi tirava facevano gol.
Oddio, raga, dai, eravamo 3 contro 2 in superiorità. Ma quando dico che ti manca un difensore come Koulibaly dietro, fai fatica, ma lo sapevo. Dai, erano in 2. Lo sapevo. Noi eravamo in 3. Lo sapevo. Ma perché? Poi palo interno. No, ma lo sapevo gol. che ce lo facevano così. Cavoli. Guarda là, quell'altro, chi è Di Lorenzo? Ma guarda che ripartenza, solo da metà campo. Solo ma da metà guarda campo. Isai, ma come ti fa girare Isai proprio scandaloso, ma là si gira, deve attaccare l'attaccante, Sì. non ti può girare di spalle. Sì. No. Scandalosi, guarda là, No. smetti di Ti ha spalle. fatto proprio Non una puoi andare di cavolata spalle, deve grossa. attaccare. Isai, Visto? Lo so, Cristian. Lukaku. Lucacone, Little Miss Bliss. Chi ha vinto? Ha fatto gol l'Inter. Ciao belli, ciao Federico. Ciao, buonasera. Ciao Federico. Fantasma, vediamo qua la tua Federico, gioia. ma te compari sempre quando fanno colleghi l'avversario contro noi? Non ho capito. Ma mo fa apposta, mo fa. Lo fa apposta. Ora no, subito, guarda là, guarda là. Ma vai, chi t'ha mortisato? poi dai, pure Ma fa il- un culo a chi te becchio, vai. Non si buona un cazzo, sì. Oh, maronna, ragazzi, mo Lukaku gli ha presa bene, Mannaggia, no, ma Non che è era- Di era Lorenzo? Di Lorenzo, A era fuggire Di- era Di Lorenzo. No, ma che là si è lasciato proprio andare però. Sì. Dai ragazzi, lasciateci qualche like per tirarci su di morale, per aiutarci a trovare più persone possibili. Se vi va, iscrivetevi al canale. La differenza tra Di Lorenzo e Isai, che Di Lorenzo sa tenere, Isai buonanotte. Sì, ha fatto un po' una cavolata, sai, proprio Io bella stavo grossa. vedendo la partita e vi ho pensato. Al momento giusto, sì, proprio. ha fatto apposta, si è venuto quando hanno fatto gol. Al momento giusto. Ma stai attento che se noi si perde oggi, capace veniamo a vincere in casa della Lazio. Ma speriamo. Vai, Dai, Insigne. Ehi. Dai. Forza, l'importante è rispondere subito con convinzione Vai, e farci anche un bel gol magari. Adesso Anno di parete gioia subito per il l'Inter. Napoli, tranquillo, speriamo. Xoxo, buonasera, zitto fantasma 11 che apporto sfortuna. Adesso pareggio subito. Vai, Speriamo. chi che mollo pure a te, chi se fa lui? Dai Non ragazzi. vinceremo, Dai. sarebbe troppo. Beh. Vai, bella. Vai, allargala. Beh, ancora. Buonasera. Emir Napoli, Ciao, buonasera Napoli. Franci. Buonasera. Emir Napoli. Sì. Vai. Allarga Forza. Mario Rui, Zelischi. Madonna, però niente. ci prestano bene loro, Oh, Skriniar si è portata la palla. Guarda là, guarda come aggira Brozovic, guarda là. Noi ci stanno buca a centrocampo, ma Dai, vedi là. dai, Mannaggia, fermalo. miseria, mannaggia. Vai Manolas. Fermalo, dai Manolas. Oh, fallo. Fallo per noi. Altro che Icardi, noi abbiamo Lucacone, dice Fantasma. Sì, mi ricordo, Franci, mi ricordo. Mi dispiace per voi, ma stasera dovete perdere per... Poi il 26 vinceremo. No, speriamo di vincere pure stasera. Sì, Franci, ci ricordiamo. Lo Sì, segnalate Fantasma 11, ci metti, vi prego. No, dai, ragazzi. sì. Finché qualcuno non dà offese pesanti. Mariano Luce, dai, forza Napoli. Forza Maria, speriamo. Forza Napoli, no torta Napoli. La torta no. Però Bravo. no, Disgraziati. no, Dio. non voglio, a parte scherzi. Dai. Non ho aggiornato. Metti tu cose, Gol di Lukaku. Che sei un Milano? Non lo so, ho sbagliato. Scusate. Aspettate un secondo. Ora non so che minuto ha fatto gol. Sarà stato per il 15esimo probabilmente. Pure il 14esimo. Tanto più o meno. È indicativo. Questa come Milano? Dove metti tu? No, 0-1 veramente. Io devo mettere 1-0 per Napoli, ragazzi, sappiatelo. 0-1, 15esimo minuto, Lukaku. Però lì perché là... Lo so, dammi tempo. No, fa un po'... Dai. Già. Ma lascia così che passa. Lo so, dammi un attimo. Allora, riprendiamo un attimo i commenti. Hola Davide, noi delusi. Per ora sì. Francesco dice 0-1 di Lukaku, sì.
Oggi Luca Cone Vai, faccio un partitone, ma andiamo, anche no. vai, Mario Lui, vai, Cur. Franci ci E fa gli chiudiamo. auguri di buon anno, auguri buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Anche se in ritardo, ma amici, vabbè. Francesco Fusco, ciao Davide Corleano. Ciao Davide, buonasera, ciao amico, ti abbraccio. Peccato per la sconfitta del Lecce, mi dispiace. Ragazzi, Ciao, niente zio parolacce in Michele. chat. Ve lo Non metto. siate volgari. Ah. Non Vai, esageriamo. allarga. Vai. Facciamo le persone dei civili. Ragazzi, al 20esimo stiamo ancora qua. Perdiamo 1-0. Vai, ma non la Non ci siamo abbattuti però, è già qualcosa. Vai. Buonanotte, come avevo brutto sta partita. No, ora non esageriamo, No, c'è ancora tempo e spazio, dai ragazzi. Speriamo bene, Mamma mia. Non facciamoci prendere subito dalla disperazione. Ragazzi, a chi si è messo in live da poco, per favore, se potete metterci un like, ci aiutate a raggiungere più persone. Se vi stiamo simpatici e vi va, iscrivetevi al canale qui sotto. Francesco Fusco, mi fai da moderatore la Mugliello. Ave il tempo. Sì. Perdere A Ferlaino. Ferlaino di nuovo. Dicevi per me. Graziano Daniele, No, ciao ragazzi, come va? Ciao Graziano, male va però. per ora va male, stiamo perdendo. Oddio, dai, non così malissimo, perché dai, insomma, comunque stiamo a tenere. sta giocando meglio l'Inter pure. Beh, grazie, sta giocando meglio, però insomma non siamo proprio una carretta scarrubata che fa schifo. Sì, ma Sveglia Napoli, messo il like, non mi grazie convince. Graziano. Io superare giocare non mi convinco. Dai che possiamo raccontare come la Juve, vai ma là, possiamo vai, vincere. Ciao, possiamo fa. Vai Insigne, crossala. Vai. Vai, però. Dai, Insigne. Vai. Allora, Va, troppo lunga, mannaggia la miseria. Adesso va, ma non gli ha nessuna parte. Speriamo che vince il Napoli, è difficile. Speriamo, Nicola, buonasera. Francesco Fusco bloccato fantasma. No, perché? Vabbè. Che ne so. No, non aveva detto niente di male ancora. Che va bene? Niente. Sì, andavo per stare bloccato. Mannaggia, mannaggia. No, vabbè, raga. Su Ali, forza Mertens, Napoli. No, non sta giocando. Graziano dice senza Lukaku l'Inter è poca roba. Però per ora ce l'hanno e ci stanno ammazziando. Francesco Fusco per offese per il Napoli. Sta giocando Mertens? No, mi sono fatto una vacanza in Sicilia. Buon per te. No, è infortunato, infatti sì, non gioca. Raga, non stavo messi bene. Dovevamo reggere almeno un po' di più. Stanno continuando ad attaccare loro. Attacco. Punizione per l'Inter dal limite dell'area. Pericolosa, Brozovic la tira, brutto. Madonna, raga. Ma io l'avevo detto che stiamo andando in merda, cioè facciamo qualche Ora esagerato, no, ma facciamo qualche ripartenza, ho capito, non si può ora giocare male è un'altra cosa. Ma sì, ma giocare male è un'altra cosa. E per ora sta pure meritando di vincere. Vabbè. Però, raga. Punizione. Ora se fanno 2-0, buonanotte. Se sono fatti male. Carica al portiere. Chi è? D'Ambroso forse? No, è Gagliardini. Carica al portiere. Gagliardini. Si sono schiattati. Forza Inter, dice Alessandro Morgese. Dai, dice Zocco. Dovrebbero prendergli avvicinarci i vostri giocatori. Abbastanza. Romello Lukaku. Sì. Sì, lo so. Già. Stasera si sapeva che era tosta, raga. Siamo a metà del primo tempo. Secondo me pesano troppo Mertens e cose come Koulibaly, specialmente dietro. Guarda, ma guarda là. Girati di spalla, ma gira pure Manolas uguale.
Cioè tutte e due No, la girati di difesa cioè, spalla. si sono fatti proprio fa Guarda fessi da là, Lukaku. ma, de- Cioè, io ma non lo proprio so, malamente. ma non lo so. Graziano dice Insigne si è mangiato un gol grosso come una casa. Napoli Insigne, ottava no, è che gliel'hanno data lunga lì a Insigne. Come ma perché se l'ha allungata un po' anche lui col piedino. Mi dice Napoli ottavo in classifica. Già. Francesco dice 2-1 per il Napoli, speriamo. Mamma mia, speriamo. Io Se volesse proprio. non lo so, ma me lo sentivo subito che era brutta la partita, perché l'Inter è in forma. Oi mamma! Parata una di Meret, paratone, insomma, bella parata di Meret. L'Inter darà filo da torcere fino a fine campionato alla Juve. Speriamo. Almeno quello speriamo. Vai! Dai, facciamo una bella ripartenza. Grazie del Dio, però, Vai, allarga! Dai, Madonna! l'avevo sbagliato, porca miseria. Mo si sono Era chiusi solo. tutti. Ciao! Vai, Porca miseria, vende però. qualcosa. Dai! Tira! No, falla a portiere sul difensore. Annaccia la miseria! Mannaggia la miseria. Dai, però... mo stiamo a lamentarsi un po', se i giocatori stanno... Fallo sul Aspetta, difensore. hanno fermato il gioco? Che sta succedendo? Niente. Ha detto che aspettavo perché fischi la punizione. La Cagliacone che si è cambiato sul difensore, vedi? Sì. Abbastanza, sì, in effetti. Allora Gli è saltato un pochino in capo. E poi mi da solo e l'ha buttata dentro. Foot, canale con immagine. No, ragazzi, se venite qua a farvi pubblicità, però no, Quindi... Ma si può andare al VAR? Sì, ma il gol praticamente è stato no. C'era fallo di Cagliacone tolto proprio, sì, perché carica di Cagliacone sul difensore. Cioè è saltata proprio gli è saltata addosso praticamente. Sì, mi si è arrampicato in testa. Così non aveva la visione del pallone né portiere né difensore. Cagliacone dice di no, però insomma Cagliacone si è arrampicato un po' con capo al difensore, giusto un pochino. Calcio d'angolo per l'Inter, signori. Il fallo c'era lì. Calcio d'angolo per l'Inter, vedremo che succede. Biraghi sul calcio d'angolo, va Biraghi. Ai. Ma Meret che parata fa? Che paradona Meret sul colpo di testa con la mano. Lukaku. Sì. Vai, lancia davanti, bello. Ha dato vai Insigne però. Vai. Forza, corri! Buona. Si è fatto richiamare. Vai. Dai, qualcun altro ad aiutarlo. Forza, non c'è stancane. Vai, mannaggia la miseria. Vai Cagliacone. Lasciala a Fabian, allarga. Sì, ma ci vuole gente in avanti, ragazzi. Vai Fabiano, vai. Prendi, vai all'angolo. Allargalo, vai su Cagliacone. Vai in mezzo. Dai. Ma no addosso difensore, madonna. No, vabbè. Rimessa laterale in zona d'attacco. Ragazzi, ci hanno svegliato. Vai Fabiano, allargala di qua. Da Mario Rui che è solo, vai. Poi Cazzim. Corri. No, poi che Cazzim, raga. Stiamo fermi. Gattuso, ma cazzo, ma urlagli un po', svegliali. Vai, inserisci. Christus. Dai, ragazzi, allungate un po' i piedi. Questo è brutto, non lo fa andare, guarda là, viene su. Dio, solo. Vai, chi tambur, mi sai. Ma che cazzo fa? 2! Porca puttana! Porca. 2! Paradona. Vedi loro fanno tirare kill, ma si può vedere? Mannaggia, guarda quando hanno fatto passare il pallone all'altare. Mannaggia. Meno male Meret ci salva qui una volta. Madonna, Stefano dice dai Napoli, Graziano mi meraviglio che Meret non venga preso come vice di Donnarumma, fisso per me merita, giustamente, hai veramente ragione. Madonna, ma come si fa? Davide dice Leccese ti saluta. Buonasera. Ciao, buonasera Davide. È nazionale, sì, certo. Attenzione ancora, mannaggia. Vai Insigne, ma vai, subito. Comunque sta giocando meglio l'Inter, sta creando pure di più. Vai, punizione là. Dai. Già. Fallo su Insigne.
Non è semplice. Per chi si sia messo in live da poco, ricordo Già, per perché favore andare. di metterci un like sotto il video se vi piacciamo, così ci aiutate a raggiungere più persone. Se vi stiamo simpatici, iscrivetevi qui sotto. Mamma mia, che partita. Oddio, sì, si sapeva che era una pena. Tosta, voglio. Si È sapeva che era una difficile. pena. Io me l'aspettavo che era così difficile la partita. Si sapeva sì che era una pena. Non sarà semplice, raga. Juventini, stai godendo? Raga, altro che Juventini, qua è una tragedia per noi. Mannaggia la miseria, però. Andiamo, Quest'anno su. è veramente tragica. Tragica proprio. Vai di addosso. Secondo voi il Napoli chi potrebbe acquistare sul mercato per risollevare un po' la stagione? Fateci sapere cosa ne pensate. Vediamo un po'. Davi e Dani Wolf, mi saluti, ciao. Ragazzi, fateci sapere appunto cosa pensate, come possiamo migliorare, cosa può smuovere su questa situazione, chi dobbiamo comprare su sto mercato, se De Laurentiis comprasse qualcuno, cosa che è vero, non è per niente scontata. Vedetevi un bel film, è meglio, madonna, me sa, Cristian. Buon anno napoletano, grazie fantasma. Buon anno. Sto Kaiser, veramente. Cosa veramente? Stiga. Babba mia, iniziamo bene proprio anche quest'anno. Ma proprio bene. Oddio, raga. No, veramente triste. Se forse ci è arrivato, ma che le c'avevo quei napoletani, amico? Sì, ma io sto dicendo io sto Kaiser. Vabbè. Vediamo, il gioco è ancora fermo. Mamma mia. Rimessa laterale per l'Inter. Che vuoi fare? 1-1 primo tempo, speriamo, Marian. Ci vuole chi ha Chiama il Napoli, non i soldi che porta il Napoli. A trovarlo chi ci mette cuore e soldi anche. Un po' un casino. Quest'anno è veramente triste proprio. Vai, passa l'anno. Madonna. L'anno per Zeli. Se restassimo fuori dall'Europa quest'anno sarebbe tanti anni che non succedeva. Vai, proprio fallimentare. Vai Insigne, vai. Dai, ragazzi, tira, dai. Vai. Dai, Vai. Dai. No, Fuori. Non ci incarra proprio. Per competere con Juve e Inter, De Laurentiis dovrebbe prendere Ronaldo, Messi, eccetera, ma sono giocatori che guadagnano troppo. Sì, De Laurentiis perché ha infatti Ronaldo, Messi, soldi. come fa a pigliarlo Ronaldo e Messi? Cioè con il budget che c'è il Napoli, con i stipendi che dà, come fa a prendere giocatori del genere? Pigliano 30 milioni a stagione. Il Napoli si può permettere stipendi, contratti da 6 milioni a stagione, cioè pure 10. Lukaku di nuovo, Lukaku. Mamma mia, papera di Meret 2-0 Lukaku. No, vabbè. 2-0 Inter. No, vabbè. Poi Maronna. Sta dando in giro per YouTube, vedo che mi saluta, mi iscrivo e metto like, grazie. Ora facciamo il 2 esatto. Mannaggia la miseria. Che considero dello Zano? Per ora poco. Per mo poco. Madonna, doppietta di Lukaku. Mamma mia. Lo sapevo che vinceva, io l'avevo detto che vinceva l'Inter. Mamma mia. Lo sapevo. Sapevo che era una brutta partita. Guarda là, ma mezza panna povera ha fatto. Mamma mia. Guarda là sotto il cuore. Ve l'avevo detto. Ciao ragazzi, come state? Male Federico, molto male. Franco Falcone, buonasera. Cioè, ma veramente, ma lo fai veramente apposta. Mannaggia la miseria. Torno quando fanno il gol. Vedete come stiamo, mannaggia. Ci sfottete,
Vabbè, tanto ci rifacciamo con la Lazio domenica prossima. Speriamo. Lui? Perché Qualcuno è caduto. Perché sì, con Ha tanto sentito male qualcuno. perché sì, con tanta voglia che c'è per di voler riprendere il suo risultato, secondo me non si perde. Buonasera Alex. Ciao Alex, come state giocando? Non mi piace, niente. Cioè l'Inter sta giocando e sta meritando. Non si prova, non se risolve nulla. Sta meritando l'Inter, adesso obiettivo. Purtroppo per ci mettere nel cuore come faceva Fellaino non ce ne sono più, il calcio è un business, vero. Con la Lazio dovete vincere, è vero Alex. Come state giocando? Benissimo, chi è noi? Ma insomma, dai, Federico. Ma dove? Mi sa che sfotte, mi sa che qualcuno qua sfotte. Mannaggia la miseria. Sì. Vai, dai raga, forza. Vai Zilischi, vai, allargala porca Mamma mia, vai Insigne, vai però. Su. Dai. La dobbiamo riaprire. Dai, madonna, certo l'Inter si chiude con 42 uomini in difesa. Quello è il problema, che ripartono. Raga, è tosta. Raga, mamma mia. Tanto ora ci fanno giocare a noi, poi di contropiede ci spaccano. Sì, appunto, mo si chiudono dietro, noi non siamo buoni a sforare. Tanto c'hanno 2-0 in mano. Francia, ma viene all'Olimpico, Lazio Napoli. Volevo venire, ma non c'ho un cavolo di tempo. Ma quando c'è Lazio Napoli? C'è la prossima settimana prossima, sì. No. Ma andrò a vedere Napoli-Lazio. Vinci dice che disastro. Napoli-Lazio vado a vedere. Nell'ultima giornata. Vinci dice che disastro già. Io sai lo avrei venduto fino al primo giorno. Quanto mi manca fare i video, mi dispiace così canale, Fede. Ti capisco. Non riusciamo a fare un tiro, diceva Vinci, vero? Madonna. Arriviamo intorno all'aria e lì ci blocchiamo. Ma sta facendo sempre l'allenatore? Perché dicesti che facevi l'allenatore poi? Non mi ricordo. Lukaku, lo so, Kid, buonasera. Buonasera, fra, sì. State meritando di vincere, non c'è niente da dire. Sì, però sti cavoli, però. Mamma mia. Che tristezza, troppo... che deprimenza, che deprimenza. Vabbè, io l'avevo pure detto nei pronostici, cioè me lo sentivo, cioè quando ti senti. Cavolo. Dai, ma un po' di cazzim, l'Inter mo si chiude dietro proprio. È dura, è dura. Pesano le assenze di Mertens e Koulibaly. Federico Pascucci diceva all'arbitro. Il 31 gennaio c'è l'esame. È quello che dicevo. Ti hai detto allenatore. Sì, l'arbitro. Little Miss Bliss gode e anche Fantasma. Al prossimo gol mi metto in mutande per fortuna. Lorenzo, cosa? Buonasera, che porti fortuna. Io Mi sono interesse guardo sempre Napoliello e lo stimo, ma stasera forza Inter. Grazie Lorenzo, però forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre, sì. Mannaggia. Sto godendo, è normale. Voi lo potete permettere. Voi potete, io sto rosicando invece. Veramente. Mannaggia la miseria. Male, molto male. Cioè il bello è che loro vingano, ma costruiscono ancora la palle gol. Cioè, vincono 2-0 e costruiscono ancora la palle. Perché, ma vai Insigne, vai! No! Andanovic l'ha parato in 2 tempi. Madonna! Little Miss Bliss dice godo come un riccio appena nato, citazione. Guarda la capparata. Antgamer, buonasera. Lo sai Napoli che sono fermo con gli iscritti da un po'? Non lo sapevo, mi dispiace Marco. Scelta sto Napoli sembra il pizzichettone. L'Inter sta facendo il tiro a bersaglio. Infatti il Napoli ora ha fatto un'azione con Insigne che poteva essere gol, ma Andanovic l'ha parato. Però sì, è più l'Inter a essere pericolosa. Ragazzi, non offendiamo in chat, per favore. Qui siamo persone Andanovic la stava per fare cross, sì, stava. Sì, stava per fare una papera pure lui. Vai, fate fare un po' di iscritti. Ragazzi, fatevi iscritti. Vai Mario, vai! Madonna. Fatevi un po' di iscritti. Vai, allarga. Vai, questo è bello, vai! Dai! Vai, Milik! Vai, Milik! Milik! Con il numero 99 ha segnato Arkadiusz! Milik! Milik! E dai! Sì.
Che Ora capperi. non bisogna dormire, No. bello, questo è bello, è stato. Perché ho fatto un bel lancio Zelinski, guarda come l'ha allargata a memoria per Callecon, Milik, gol. Dai, Ma aspetta però, perché stanno guardando sì, Fantasma dice fuori gioco. infatti, aspetta. Speriamo che Dai, ce la- oddio, no, raga, vi prego. No, gol, No, l'hanno gol, dato. gol, Milik. Dai, raga. Andiamo a fare un altro, mo. Mi dispiace che tu hai detto 2-1 per l'Inter, ma andiamo a fare un altro. Gol. Ma il lato gol l'ha fatto sempre Lukaku. Ha fatto doppietta a Lukaku. Sì. Federico dice, vabbè, torno tra un po' che ho visto prima portava bene, ma anche no, sti cavoli, resta con noi, Vai, che magari vai. ci fanno un altro gol. Vai Zelinski, vai, che ora stai giocando buono. Vai. Ant Gamer Vai, dice, speriamo. Vai, Dalla. Vai Insigne, vai. Vai, così ti voglio. Dai, così ti voglio. dai. Mannaggia miseria. Vai là. Dai! Pressa lì, che Spingiamo, che mo se vuole. se li pressi. Mi dispiace per i nostri amici interisti, ma sì. Già ci hanno annullato uno. Sì, ma quello c'era fa la carica di sì. Callecon su c'era fa. Sì. Marco, dobbiamo fare Ma il pure terzo. no. Anche Ma pure no. no. Ragazzi, forza, dai. Mo' ci abbiamo la carica. Ci abbiamo lo slancio. Raga, ce la possiamo fare. Dai, Milik. Vogliamo doppietta di Milik. Crediamoci, dai, siamo il Napoli. Speriamo, raga. Se non era gol, era rigore. Per fortuna, il gol ce l'hanno dato. È stato importante fare gol prima della fine Nel del primo tempo. esatto. Perché se finisce il primo tempo 2-0 era tosto. Esatto. Invece 2-1 c'è sempre tempo. C'è sempre speranza. Almeno per quantomeno pareggiarla. Cioè vincerla è sempre difficile. Eh. Però anche, potresti anche vincerla. Se perdi 2-0 il primo tempo è complicato. Sì. Ragazzi, Vai, ricordo vai. a chi si è messo da poco in live, se vi va di metterci un like per aiutarci a raggiungere Vai! le persone. E se vi stiamo simpatici, mettete l'iscrizione qui sotto. Io avevo detto 2-1 Inter 2-2. 2-1 2-2. Però sul primo tempo già sono 2-1. No, io dico prima. Alla fine l'Inter 2. Comunque Napoli dopo il gol si risveglia. E dovete contro Golia sta partita, è vero? No, primo gol non è errore di Lorenzo, è errore di Isai. Che Isai l'ha fatto andare via. E secondo Papera di Meretta. Sì, anche errore di Lorenzo che è scivolato, perché è scivolato prima di Lorenzo, prima di Pallettore. Tutte e due, diciamo l'errore è stato sia di Lorenzo ma anche di Isai che... Davi e Dani dice doppietta di Lukaku, tripletta di Milik, speriamo. Fantasma dice finisce 1-3, ma speriamo anche di no. Ant Gamer, Fantasma 11, metteci un pensiero. Adesso mi spiegate cosa sia servito il cambio di allenatore. Sì, siete molto simpatici. Grazie. Niente, fondamentalmente. Sì. Ma appunto L'Ancelotti ci ha rimesso tra la falla tra i giocatori e il presidente. Cioè, giusto perché doveva fare qualcosa. 1-4 vendetta, perché noi avevamo vinto 4-1 l'anno scorso. Speriamo di no. Ciao Don Pino. Ciao Don Pino, buonasera. E Christian dice se finisce 2-2 è un grande risultato. No, insomma, io contro l'Inter ci sta. Sì, però l'Inter... siamo in casa e ci hanno ripigliato. Sì, cioè, se ti vuoi riprendere vuoi riprendere punti per almeno sperare un quarto posto devi vincere. Se no si fa complicato. Sì, no, il gol è stato bello perché a memoria mi è sembrato di vedere il Napoli dei primi, no? Sì. Ma guarda le imbucate che si fanno, guarda là. Sì, veramente. C'è l'anche di Lorenzo, no, l'ha fatto perché di l'ha là. presa coi gomiti, Sì, gli è rimbalzata sui sbagliata. gomiti. Maronna. Però sì. Allora, Ant Gamer dice mi sono iscritto e ho lasciato il like, mi salutate? Ciao Ant Ciao, Gamer, Ant grazie. Gamer. Ciao, grazie Ant Gamer 53. Graziano dice non era colpa di Ancelotti, esatto. Non era Si è colpa trovato di- solo nel mezzo, appunto, e De Laurentiis era fa qualcosa, sicuramente. O probabilmente Ancelotti Magari non è riuscito a riportare all'ordine i giocatori colpevoli di ciò. Speriamo che questo gol ci ha dato la scossa, ci fa pareggiare sta speriamo. partita. Vai.
Raga, mi fate fare un po' di iscritti, Markint dice. Ragazzi, fatevi pure iscritto di cambio in chat, noi non ci offendiamo. Sì, se volete passare dal suo canale, passateci, tranquillo. Fate iscritto di cambio, sì, fra di voi. Sì, tranquillamente. Don Pino dice, finisce 0-0. La vedo dura, visto che siamo già... Vai, Zelinski, allargala, bella per Insigne. Vai, Dai, Insigne. raga. Vai, salta. Dai, Vai, bella Mario Rui, mezzo. L'allontanata De Vrij. Ma perché l'Inter si chiude proprio fa la barriera, ma parecchio si proprio, mette un ragazzi. camion, guarda là. C'è il camion alla porta. Stanno 4-8 dentro l'area, all'altezza dell'area. Cioè, è difficile penetrare la difesa dell'Inter, così. Cristian dice, ma non siete di Napoli? Lui è originario di Napoli. Buonasera a tutti voi guagliò. Allora Milik a lunga conservazione non è ancora scaduto. Buonasera Paolo. Sì, no, ancora no. Vai. Roberto, buonasera, dice Koulibaly è fuori perché è già venduto? No, penso sia squalificato, giusto Koulibaly? Sì, è squalificato? No, è infortunato. Infortunato? Sì. Ok. Sia Koulibaly che Mertens. Don Pino dice, chi sta vincendo? L'Inter 2-1? C'è la scritta qui sotto che passa in sovraimpressione. Calcio d'angolo, Insigne, prima della fine primo tempo. Vai Insigne, mettila in mezzo. Lasciate like, voglio. Vai Insigne! Mannaggia miseria. Vai, allontanato Mario Rui, ripassala Insigne. No, cross, vai! Dai! No, l'ha presa completamente fuori, però. La spalla, piace. Va bene. Queste non le puoi sbagliare, queste non le puoi sbagliare. Era da solo, era proprio solo. No, guarda, era da solo a staccare di là che era di là. Era da solo. Sì, la preghiera. Manca la spalla, te l'ho detto, non puoi sbagliare così. Ma come fa? Cioè, Milik, succede. Questa era da solo. Zitto milanista, vattene da qui, porti sfiga. Don Pino, speriamo 2-2, ma anche 3-2 per noi, dai. Volevo se bene. Siamo entrati nell'unico minuto di recupero che abbiamo per il primo tempo. Raga, forza, ce la potremo farcela, come dico sempre. Dai, raga. Vai all'anno, vai. Dai. Cosa, Calcio d'angolo, no? Sì. Vediamo se ce lo fanno tirare. Sì. Dai, almeno ci siamo svegliati al posto che nell'ultimo quarto d'ora di partita, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Ce lo fa cosa. Sì, vediamo. Sì. Ultima azione di questo tempo. Calcio d'angolo, va Mario Rui. Dai. Vai. Mamma mia, è parato. Niente, finisce il primo tempo. Rilancio di andare, finisce il primo tempo. Ma 2-1 per l'Inter. O famo o non famo. Pensi alla salvezza milanista? Ragazzi, non vi offendete. Buoni. Cugino sei buono, va. Calma ragazzi. Esatto, buoni. Primo tempo 2-1. Non vi offendete. Allora, le cose stanno così. Primo tempo, meglio l'Inter. Diciamo nel finale, gli ultimi 10 minuti, quando abbiamo fatto gol, gli ultimi 7-8 minuti, appunto, il Napoli si è svegliatino un po', è venuto un po' fuori e abbiamo cercato quantomeno di provare a pareggiarla con quella spalla di Milik, no colpo di testa, colpo di spalla. Almeno appunto questa partita, al posto che anzi l'ultimo quarto d'ora della partita, però l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, però la maggior parte del primo tempo l'Inter ha dominato. Onestamente, l'Inter ha fatto la partita, ha creato più occasioni. Il Napoli anche ha creato le sue occasioni, perché non è che ha creato niente. 2 o 3 palle gol l'ha avute, quella di Insigne che gli hanno sbagliato il passaggio, il tiro da fuori di Insigne che è andato a fin di palo, quello di Milik. Anche il Napoli su 3 occasioni l'ha avute. Però quella più pericolosa è stata l'Inter, dove Meret ha fatto i miracoli 2 volte. Vero. Meret ci ha salvato proprio. Un paio di volte. Poi ha fatto la papera, sì, ma un paio di volte ci ha salvato. Vero. Bella raga, ragazzi, non vi offendete in chat, perché sennò vi sospendiamo. Siamo persone civili, qui ci accettiamo tutti, si sfotte, si ride, ma non ci offendiamo. Mi aspetto qualcosa di più da Insigne, perché fa sempre mi aspetto di più da Insigne. Un po' smosciacchiotto per ora. Sì. Cagliavone sta piacendo perché ha crossato, l'impegno lo sta mettendo, esatto. Ma sempre mi aspetto qualcosa di più dalla fase difensiva, sai, e di Lorenzo, perché
Isai e Di Lorenzo Isai stanno sta facendo- un po' di anche Di paragone. Lorenzo, Yeah. tutte e due. Sì, ma Isai Isai e Di bene. Lorenzo, ma tutte e due devono migliorare. Isai e Di Lorenzo e qualcosa in più a centrocampo da Fabian Ruiz, che ultimamente non è Allan, che Puris. Poi Zielinski sta facendo bene, secondo me è il migliore del centrocampista. Sì. Zielinski ha fatto Sì. quell'apertura. Sì. Zielinski e Callejon secondo me i migliori. Sì. Però. Sì, vero. Non si può dire. Speriamo che Milik... Milik pure ha fatto gol. Cioè, Sì, però non è che sta fa tantissimo sì. a parte il gol. Però Zielinski e insomma, Callejon, secondo me i migliori sono Zielinski e Callejon attualmente. Raga, calma, esatto. Lorenzo, buonasera. Napoli, come va? Ciao a tutti. Oh, ciao Sandro, buonasera, ciao a te. Per noi va così stasera male. Più o meno, Te per come ora, sta? Te aspetta. penso stai meglio. Una Christian volta eravamo dice Insigne è cinesi. finito. Per ora non sta andando benissimo. Don Pino, Cristo, una volta eravamo cinesi. Ragazzi, non vi offendete, basta. Ma che- Graziano, chi metterà in campo nella ripresa secondo te? Secondo me la svolta potrebbe essere, siccome Insigne non mi sta convincendo più di tanto, magari lo darei un altro po' di tempo, poi lo cambierei con Lozano. Magari il Ciuchi dà un po' del Capito? sprint. Milik deve restare perché la prima punta ci vuole, deve restare. Poi al limite Milik l'ultimo quarto d'ora lo puoi cambiare con Llorente. Però sì, Lozano potrebbe dare un Lozano po' di al posto di Insigne, perché ora Callejon non lo levo. Perché Callejon ti fa sempre quegli inserimenti, ha visto come a memoria, come è entrato subito. Callejon deve restare in campo. Vero. Volevo ringraziare Davi e Dani che ci sta facendo pubblicità, vuole che ci si iscriva la gente, grazie. Grazie mille. Antgamer è la prima volta che Grazie. vi vedo e siete grandi. Grazie Antgamer. Complimenti al Crotone, sta facendo un grande campionato in B. Stefano chiede il tuo gusto di pizza preferito. Cotte e funghi. Difficile. No, te non è difficile. amore. A me a bufala. Che è? Ah, salamino piccante. Salamino scusatemi, piccante. un attimo non mascarpone. riconoscevo più mio marito. Tranquillo, finirà. Aspetta, che ci ma stavo a saltano perdere un poche po' cose. dei commenti, mo se ne chiappano. Ecco, no. Il tuo gusto di pizza abbiamo risposto. Venga buoni ragazzi, No, Don vabbè. Pino. Tranquillo, finirà a pareggio. Insigne in cambio con Politano. Vabbè. Ma vedremo. Ciao ragazzi, ciao Rino, mamma mia che papere venete. Mamma mia, sì, due vabbè. volte ci ha salvato e una volta ci ha fregato. Gli si può Vabbè, perdonare sì, una volta, però sì, ha sti fatto una cavoli, brutta ragazzi. vaga. Ha fatto una Ciao brutta Lorenzo vaga. Pechini. Ma guarda più Lorenzo Fantasma c'è o tifoso poi una minaccia, vabbè, Ragazzi, basta. allora Fantasma e Don Pino, se non la smettete di offendervi vi blocco tutti e due stasera. Raga, no Ciao Sandro, si salutano tra loro. ciao. Lorenzo manda il cuoricino. Vicino, Marchini, come vi chiamate raga? Sono curioso. Ma con chi c'è? Penso Francesco e Sara. Ah. Graziano, la mia e il Vesuvio l'ho mangiato a Napoli, è una delizia. A Napoli la pizza non si batte, ragazzi. Grazie di aver Crotone, grazie mille, però state attenti, se saremo in Serie A avrete paura del Crotone. Vabbè. Il Brividi. Crotone fa pesce, cioè no. Amore. No, amore, vabbè, amore. E vediamo per favore questi Melet non c'entra la difesa. è la difesa. Ma ha fatto una paverata Melet. Melet. Vabbè, gli ha sbagliato. Melet è il latte. No, Amore, una cavolata. amore. Oh, Aia, chi da mo? Ho visto i tuoi video, per intenderci, non ti tifo, non ti seccio, ma non ce ne Ma basta Paolo! Vai, Napoli! Napoli! Comunque Poteva era essere- importante segnare, infatti è quello che dicevo io, Rino, prima a Sara. Gli Esatto. dicevo, l'importante era fare gol prima della chiusura del Esatto. primo tempo, perché secondo te se andavi 2-0 all'intervallo per l'Inter era difficile rimontare la partita per 3 gol, perché era difficile vincere. Ora puoi sia pareggiarla che vincerla, capito? Piacere, per quanto riguarda me basta che intranezzate il nome con cui Chiamavate prima Mark. Mark. Don Pino, buono. Ciao Sibiu! Oh, Ma che ciao Silvio, ma che scandaloso. scandaloso, ma dai. Dai, su, vabbè, Ah, cosa? L'autorete? Ah. cioè autorete, insomma, la cosa Sì, che- vabbè, cioè sì, ha fatto un brutto autorete, però può succede al miglior portiere, non può succedere a Meret, dai, cioè può succedere. Ma Buffon, quando ne ha fatte?
onestamente, che è il miglior, secondo me, il miglior portiere in circolazione. Ma quando ne ha fatti Buffon? Capita, Cioè, ogni tanto capita. Napoli, no, Crotone, ma... Croto? No, Cotrone, ma Crotone, sempre forse... Ah, sì, Crotone, vabbè, io ho detto Crotone. Crotone, sì. Domani sulla C, il Crotone, sì, il Crotone. La squadra calabrese. Buona Befana, Sibi, Sibiu. ciao. Fratimo sarà buona Befana. Ciao a tutti. Buona Befana. Speriamo che non ti porta il carbone. E Sibiu, Ciao, ma cosa Sibiu. ne so? Ho detto così tanto per dire. Ma chi? Sibiu. Ah, Sibiu sei un grande. A cosa? Penso prima. Che diceva è scandaloso, no? Ma che scandaloso. Ah, Fantasma 111, esatto, proprio quel nome. Vabbè. Cosa? Ora non posso tifare più una squadra per colpa di uno. Sì, Come va? no, ma raga, non è che non vabbè. potete di fa, però non vi offendete. Non vi offendete, State vai giù, datevene un bacetto. buoni. Mettete a Maradona, Giordano E Carega, vabbè, Magica, sì. sono vecchio ma saprebbero giocare meglio. Vabbè. Sì, mettiamo pure a I tempi Carnevale, chi ci sta più? A Ferrara, a Bagni, facciamo la squadra dello scudetto. Ragazzi, ricordo a tutti qui, a chi si è messo da poco in live, se volete aiutarci di metterci un like per raggiungere più persone, se vi Ciao state Silvio, un abbraccio. Scusa, ciao. stavo parlando. Parla. Metteteci un like se vi stiamo simpatici, iscrivetevi qui sotto. Guarda che sto a fare pubblicità al canale. Guaio! Raga, pollice in su grande Sibiu. Grande Sibiu. Domani sono 9:23:25 c'è Gomorra. Facciamo pesce, frase live. Queste citazioni da Gomorra. Oh, grazie Sandro, grazie. Grazie ragazzi. Comunque, se volete seguire un canale amico interista, Sandro l'interista, infatti, per caso. Guarda caso. Poi c'è Marchindo, vabbè. Ma vai giù. Dobbiamo vincere, dobbiamo quantomeno pareggiamo, dobbiamo andare a pareggiare la partita. Stefano dice: siete mai stati sul lago di Garda? Sì, ci siamo stati. Meno male non ci abbiamo persi. La mattina non sto guardando in TV la partita, ma ci sono grande Sibiu. Ti posso chiedere una cosa, com'è? Fantasma, come ti chiama? Fantasma. Ma perché sei un fantasma? Ti metti la coperta in capo? No, sapete qualcosa della sua Illiran, degli USA? Paesi arabi Ed amano il Napoli, ma sono dispiaciuti perché stanno una grande città. Sì, beh, quest'anno è triste. Cristiana, sei nei paesi arabi. Allora, sponsorizzami, no? A Bahrain. Va bene a tutto, a Bahrain, a Balena, a tutto a Bahrain. Fagli vedere, Napoli l'87, chi sei? Un'avala. Comunque è scandalosa. Non vine e basta su. E basta, su, raga. Lo sai perché mi chiamano Fantasma? Perché ti chiamano Fantasma? Voglio sentire. Mo siamo curiosi, sì. Fantasma. Mo dici che tanto mi aspetta che... vediamo. Appena dici scandaloso la gente ti segue, fidati frasi, mo. Scandaloso! Allora diciamo, scandaloso! Perché quando uccido qualcuno scompaio. Quando uccido qualcuno scompare. Christian vive a Dubai. Sì. Dubai. La tua mamma è un fantasma. No, ma tu non giochi a fantasma. Allora, volete pareggiare? Volete pareggiare? Ho fatto il video io. Mi piace pareggiare. E io dai, quella è la intro. Oddio. Quello era il pareggio fra Inter e Juventus quando... Allora allora vai giù, urla e dici è scandaloso, sì, è scandaloso. E mo vado a scrivere tutti quanti però, raga, perché è scandaloso. Vado a scrivere voi, le vostre mamme, i vostri padri, le vostre sorelle, le vostre cugine, i vostri nonni e bisnonni, e figli, e gatti, e cani, e nipoti, e piccioni, tutto. È scandaloso. E piccioni pure del vostro paese, capito? Perché è tutto guarda. Vado, sono con amici, forza Inter, ma anche forza Napuriel. Ciao a tutta la chat, anche a Sibieria. E ora pausa di Napuriel, ci va. A tazzulelle caffè. Che storia raga, Napuriel gutti. Ma raga, che tristezza. Buonanotte a tutti. No.
Ma mi piace Buona Befana a tutti in chat. Buona Befana. Lo pandò. Ragazzi, se non volete ricevere, o meglio, l'avrete già ricevuto, però se non volete carbone anche l'anno prossimo, iscrivetevi a Napulirlo. Dance, dai. Questo cantarà là, cioè, ma raga, ma si può vedere? Non si può vedere. Allora, dice, vediamo. Ui mamma, ho fatto un casino con i commenti, aspettate un attimo che mi sto incasinando. Michelangelo Erario, statene un po' così, ma era... Michelangelo Erario, tanto Lozano segna, speriamo, forza Lozano. Adesso caffè e secondo tempo, ma vi ascolto e tengo light attiva sempre Frati Messara, grazie Sibiu. Emir, domani si torna a scuola, mannaggia la miseria. Fantasma, Mark, buona Epifania anche a te Sibiu. Troppo simpatici, grazie, ma mi sono persa chi l'ha detto perché Stefano, grazie. Lorenzo segnerà. Salutatevi tra di voi, un abbraccio, caffè e pasticcino. Bravo Sibiu. Don Pino, brucia il meazza. Perché? Non lo so perché Cozzalone. Raga. Dai raga, secondo voi ce la faremo? Ce la faremo? A recuperare sta partita? Dance, dai. Dance, mai. We are the bull. We are the chicken. Sì, dei chicken, siamo proprio dei polli effettivamente, perché stiamo proprio a fare schifo, raga, a recuperare. We are the bite by the day. So chicken. Buonasera a Nino, che ci ha raggiunto. Ragazzi, voglio sapere i vostri pronostici dopo la fine del primo tempo, voglio sapere cosa succederà. Vinceremo? Pareggeremo? Perderemo? Che succede? A Crotone hanno fatto un coro, ve lo scrivo. Vediamo. Ma in zucchero lo pigliamo. Ma dove? No, nemmeno il No, te lo devi per amaro il caffè, amaro come il tuo cuore. La Juve per vincere il campionato ruberà, dice Michelangelo. Vedremo. Don Pino, fai un video dove mangiate per 24 ore solo cibo trasparente. Cibo trasparente. Vabbè. Mandate a Trump a De Laurentiis. De Laurentiis se lo magna a Trump, secondo me. Siamo proprio del sud. Vero. Sei la fidanzata di Napoliello? Sono sua moglie, signori. Siamo sposati. Ragazzi, forza. Voglio un po' di pronostici, dai. Fatemi sapere che ne pensate. Ma te hai intenzione di passare tutto l'intervallo in giro? Sì. Ragazzi, vedo il secondo tempo, ci sentiamo a dopo. Ciao Rino, a dopo. Mark, cibo trasparente, cosa ci può essere? Acqua. Non è proprio neanche un cibo, però quindi sempre i soliti commenti fate, ma come? Ora ve lo dico io cosa ci vuole per farli andare veloci ai giocatori del Napoli. Luca, buonasera per Zitta un attimo. Lo sai cosa ci vuole per far correre i giocatori del Napoli? Per correre i giocatori del Napoli ci vuole svelto, così corrono di più. Non è manco svelto. Vabbè, è un pezzotto. Cioè, è triste. È un pezzotto. Oh mio Dio. Intanto ci avete rubato lo scudetto. Raga, non vi iniziate a litigare. Pronostico finale per Little Miss Bliss, Napoli 1, 4 Inter, vendetta tripletta del superdotato e gol del Toro. No, raga. Ci vuole lo svelto per farli correre di più. Vai, ma no lo svelto, o pezzotto lo svelto. Ci vuole una pizza fritta, ci vuole una pizza fritta vero, Cristian. Sto con te io. Vai! Quando il Vesuvio erutterà tutta la sabbia brucerà, voi ragazzi fino alla morte pendente. Non capite niente di calcio, chi è visto? Felice? Voi ragazzi, ecco. Grazie, non sa neanche cosa ho detto, non mi hai mai sentito parlare. Perfetto. Felice, ora sei triste. Ecco. Ma perché non capisci tu niente di calcio? Tutto investito. Ciao Nino Bertucci, ciao amico mio, bella coppia, state bene insieme. Grazie mille amico mio, ti ringrazio. Vulpix, non iniziamo ragazzi, non iniziamo con le offese. Oh Gianluigi, ciao buonasera. Gianluigi, Larissa, buonasera. Per correre ci vuole la 320, fidati che scatta. La corrente, sì.
Oddio, raga, speriamo bene. Oppure- Ci ha raggiunto da poco in live, vi ricordo, se vi va, di darci un like per aiutarci a raggiungere più persone. Se vi stiamo simpatici, iscrivetevi. Oh, ciao Peroz, buonasera amico, ciao. Buonasera. Laura Melvi, ciao, mi saluti, ciao, Ciao, Laura Laura, Melvi, buonasera. ciao, buonasera. Stefano dice adesso la ringhia di Gattuso di Ringhio. Michelangelo Erario in banchina Gattuso, è scomparso Michelangelo. Del ritorno più su. In banchina Gattuso gli aveva fatto qualcosa, sì, secondo me gli ha urlati bello e bello, ma sempre. Peroz, Gli dà la l'avevi già carica. salutato Peroz, il gobbo? Sì, l'amico Ciao, Peroz Peroz. l'ho salutato, Laura Don l'abbiamo Pino, salutata, grazie. Graziano Dellis, a Don Pino mica. Siamo fantasmi come il Casper. Casper che mangiamo cibo trasparente, noi si mangia la pizza fritta e la bistecca di qua, 4 mamma lo carne. Grande Il cibo Graziano. trasparente Ma non perché è lo si toscano Graziano vuole. Dellis? Sì, mi sa. Addio, aspetta che mi io sono l'ho fatto così. scusate che stanno arrivando 2000 commenti tutti insieme, mi ci vuole un attimo. Gianluigi, scusatemi, vado a fare cena, buon appetito. Quando ricomincia? È Adesso. cominciato da 40 secondi. Ieri abbiamo fatto schifo contro il Toro, purtroppo. Vai Napoli! Ma sti impanati. Oh! Ti voglio vedere un pareggio. Vai subito, subito. Vulpix, mo ti Napoli. banno, Vulpix. Allora, Napoli dalla perché- sinistra, Ciao. Inter sulla destra. Vai, Milik, vai, allargala subito, Insigne di là, ma allarga di Tamur. Vai, Dai, Insigne, vai, dai, vai. dai. Madonna. Madonna, subito occasione. Madonna, sfiorato Aiutamole- Valenzi. Laura dice aiutiamole a crescere, quindi iscrivetevi e attivate la campanella. Grazie Laura, molto gentile. Isaia è scarso, dice Michelangelo, stasera sì. sta a fa casino. Sì, ma non mi piace, mi sa. un po'. Paolo, una dozzulella, un caffè, una mugliello con me, 1 minuto alle 3. L'ho pigliato. Me l'ho ripigliato pure stasera. Dai. Che parata. Tiverò Napoli in Dai. questa partita, grazie. Grazie, non Don avevo dubbi Pino. che un milanista tifava Napoli. Dai raga, Cioè, da un milanista non avevo dubbi. Perché vediamo di quella- reiniziare come abbiamo finito il quella primo la tempo. squadra è l'Inter. Beh, ma guarda Nubeg. Pure i Juventini tifano per noi. Ma guarda Nubeg. Vai! Vai! Ci sta Di Lorenzo, 23. No, 23 è scemi, sai. Va. È uscito. Vai, sai. Ma che sanguino? Vai, oh. Maronne. Dai, vai. Beret, non va più niente papera. Una per Va. partita è più che sufficiente. Una per Pressiamoli, che se li pressiamo li mettiamo paura. Sibiu dice Namuliele è top, grazie Sibiu, e Sara è magica. Grazie Sibiu. Ieri purtroppo è stato l'anniversario di morte del mio grande Pino Daniele, già, vero? Ah sì, mamma mia. Vero, che tristezza. Un bacione al grandissimo Pino, lassù. Graziano dice avete comprato il biglietto della lotteria, noi no quest'anno. Pino Daniele è Napolè, come dice la canzone, proprio è Napoli. Anche per Roz che dice stasera io tifo Napoli. Dopo ragazzi, a dopo Marchino, A un dopo, abbraccio. Mark. Ciao Fra. I cammelli in Dubai sono più veloci del Napoli. Vai Meret, Te vai. vedo. Bravo, tranquillo però, vai. Vai Mario lui. Qua, vai Zelischi, attenzione. Ma gestitela più meglio sta palla, perché guarda là. Don Pino vorrebbe Isaia al Milan. Michelangelo, io sto vedendo la partita in TV con voi. Grazie Michelangelo. Prenditelo, ti faccio il pacco e te lo porti. Vai a pressare, vai a pressare. Dai, raga. Madonna. A volte facciamo delle imbucate a centrocampo, però. Vai Zelischi, fallo. Zelischi è il migliore. Zelischi sì, sta facendo una gran partita. Ha fatto un allargamento di gioco, poi tripla, va, salta i giocatori. Grande Zelischi. Come lo amo quel giocatore? Io c'ho un pazzesco per Zelischi, è forte. Dai, forza ragazzi. Deve migliorare un po', diciamo, sotto porta, perché lui sotto porta sbaglia troppi gol. Però a livello di tecnica e qualità a centrocampo non si può dire niente, è fortissimo. Vai, allora, vai. Paolo ci saluta, ti dice non mi fa andare di attraverso caffè, ci vediamo domani. Ma fa muc. Ciao Paolo, a domani. Ciao, buonanotte. E forza Napoli. C'è ancora il grande vai, baffetta alla Hitler. Michelangelo dice scivolano sempre, è vero. Comunque cosa, Mario lui c'ha un po' il baffetto alla Hitler, no? Vabbè, proprio alla Hitler no, però c'è un baffetto sì. orribile. Vai Insigne, vai! Ma va fa un bocca, arbitro, Vesino e Carutner. Sì, vabbè. Davide dice raga iscrivetevi, grazie, iscrivetevi, grazie.
Seguite il consiglio di Davide. Comunque se volete, se siete nelle altre chat, diciamo chat, come si dice, su Facebook, come si chiama? Gli altri social. Gli altri social, Instagram, Facebook, se volete condividete questa live su Facebook, su Instagram, dove vi pare, con i vostri amici, sui vostri, se più voi avete, siamo, più ci divertiamo, ragazzi. sulle vostre cose. Buonanotte e forza Zebrot, dice Paolo. Sempre Forza Napoli, Forza Napoli. sempre Forza Napoli. Sui vostri social, condividete. Vi fate su piacere. Mi fate su piacere. Voi tanto siete la mia famiglia, siamo una famiglia. Più siamo, più ci divertiamo, sì, ragazzi. ci divertiamo tutti insieme, vedi? Ridiamo. Passiamo una serata a ridere insieme. Bello sta così, no? Passa volentieri, a me passa volentieri. Esatto, sperando sarebbe ancora meglio se Napoli vincesse, saremmo ancora più felici. Quello è normale, Però ci fa contenta, sapete com'è. Cioè, saremmo più felici noi, ma anche altra tanta gente. Però gli interisti non tanto, perché perderemo. Vero. In questo momento quelli che sono felici sono gli interisti. Dice. Già. Vai, sai, vai. Don Pino Cristo, godo come un riccio. Tutti stanno a dire, godo come un riccio. Ah, sì, fanno come cosa? A Matti, i napoletani, cosa del Napoli? Godo come un riccio. Portata alla moda ormai sta cosa. Grazie. Dai, raga, forza. Vai, Insigne, cross. Vai, Fabian, vai ora, cross Mario Rui. Dai, fuori. Male, è andato male. L'Inter è tutto in difesa, esatto. Sì, loro sì. mo si chiudono dietro e buonanotte al secchio. Sì. De Rossi ha smesso, avete saputo? No, non avevo sentito. Beh, ma c'era da immaginarselo. Sì, comincia pure lui. Davi dice non costa molto, è gratuito iscriversi, grazie. Calcionando, che? Verimmo. Ha toccato il difensore sul colpo di testa, calcionando. Sì, calcionando. No, rimessa dal fondo. Gaglione ci ha provato a prendere il calcionando. Gaglione ci aveva provato. Dai, raga, almeno stiamo attaccando. Siamo sempre in attacco, il che è cosa buona e giusta, però stiamo un po'... Comunque siamo al 52esimo minuto, c'è ancora 40 minuti da giocare. Vai, bel recupero di Mario Rui, però sbaglia, è andato troppo veloce, pallone fuori. Leggi un po' i commenti, mo? Ma siamo... Godo come una zebra. 2-2 finale. Speriamo anche di vincere, magari, Cristian. Quando il Napoli farà lo scambio Musacchio-Manolas, no. A Napoli diranno che la pizza all'ananas è una prelibatezza. Grande, appunto, ha detto quando succederà vorrà dire che diranno che a Napoli la pizza con l'ananas è una prelibatezza, cioè non ci pare mai, ma Manolas grande Graziano. Ma sei influenzato? Io sono influenzata. Sì. Anch'io c'ho un po' di raffreddore. Siamo un po' influenzati tutti quanti. Di Lorenzo però non sta giocando bene. Sì, infatti. Lui e Isai no. Non sono giornato. Don Pino dice ce l'hai con me, noi no, non no, sappiamo. No, Don Pino no, chi ce l'ha? Non sappiamo chi ti stai riferendo. Vai all'anno. Dai ragazzi. Madonna, dai, non può scivolare così. No. Madonna, Oddio. Non fate queste cazzate. No. Dai, e chiudetelo, porca miseria. Vai. Dai, fuori dall'aria. Vai, corri però, viaggi. Bella questa larga. Bella, vai, corri. Vai Insigne, corri. Sali. Michelangelo dice Di Lorenzo però non sta giocando bene. Vai, mannaggia miseria come ha chiuso che è, Devrai. Fatto una chiusura. Di Lorenzo non sta giocando bene, non è una delle sue migliori partite, effettivamente. Allarga, vai su, allargala Fabian. Zelischi, ancora Zelischi. Bella, vai, allargala. Bravo. C'è cosa di là? Michelangelo dice non è che non sta giocando bene, è scarso questa stagione abbastanza. No, ma come cazzo questo Mario Rui? Mannaggia, dei difensori. Nino dice spero che la Lazio non vince lo scudetto, ma per ora non pare. Don Pino, ma discriminate tutti il Milan. No, Fabiano, vai Zelischi. La squadra è messa per allargala, Zelischi, allargala. E meno male. Vai Rui, vai. Marco Alberelli dice forza Juve, ma oggi forza Napoli. Bella, Forza Napoli bella giocata.
Vai ora, Fabian. Oh, ma si chiudono troppo tutti gli Madonna, veramente, se chiudono tantissimo. Il problema del Napoli è sfondare, è sempre stato Michelangelo quello, dice: i cioè, terzini non sanno grossare. il problema del Napoli è quando una squadra si chiude dietro, fa fatica a sfondare. Cioè, l'abbiamo visto più di una volta le partite. Già. Chi può entrarci nel secondo tempo per provare a pareggiare la partita? Llorente, forse per i colpi di testa, ma pure io prendo Lozano per la velocità. A proposito di cucina, devo andare domani al corso di cucina. Vai! Madonna, no, è troppo lungo. Buonanotte, Graziano. Troppo lungo. Ciao, Michelangelo lo sanno, Milik. Madonna, è troppo lungo il pallone, l'anno prossimo ma è andato troppo lungo. Intanto chi è l'Inter fa il cambio, sì. Barella, ai. Entra Barella al posto di Gagliardini, attenzione a questo cambio, un brutto cambio questo. L'Inter è davvero tosta, sì, quest'anno sì. Sì, ha fatto entrare Barella per Gagliardini, c'ha pure dei cambi buoni, capito? Quest'anno è una bella squadra, tosta. Bella squadra. Quest'anno è tosta, non è semplice. Poi c'ha l'allenatore forte. Togli Isai e Callejon, dice. La cosa più forte ancora è Michelangelo. l'allenatore dell'Inter, cioè le ha dato la mentalità, capito? A vincere. Con Conte si sa. Conte è un grande, come posso dire, Motivatore, bravo. Un grande motivatore, ti dà quella giusta cattiveria, quella giusta grinta per andare a vincere le partite, no? A regola anche Gattuso dovrebbe essere un buon motivatore. Sì, però tecnicamente Conte ne sa di più. Gattuso è troppo... Sì, è all'inizio della carriera, ancora. cioè Conte invece ha fatto già Dai, raga. League. Anche se ha vinto solo in Italia. Little Miss dice bella per Barella. Barella, come fa la differenza? Questi con Spalletti erano dei mediocri. Vai, Fabiano, sì, Conte fa davvero la differenza. Vai, Callejon, vai. Ma parlate di Isai, ma vedete visti che partite? Vabbè, ma Isai effettivamente non lo sta facendo. Vai, Insigne, no. Vai. Vai ancora, allarga. Dai, raga. No, vai. e ci chiudono, ragazzi, non riusciamo a sfondare. Non riusciamo proprio a sfondare. Arriviamo al limite dell'aria e lì ci fermiamo. Dai, ragazzi, veramente. Manolas, vai. Forza. Mannaggia che non fanno. Vai. Manolas indietro per Meret, lancio lungo. A cercare il centrocampista. Milik ha preso una gomitata da De Vrij sulla schiena. Non gliel'ha dato, non ha dato posizione. Conte noi lo conosciamo bene, è vero. Palla per la difesa dell'Inter. Ciao palla Mattia. Biraghi che spinge, no, a Brozovic per Barella, Biraghi, attenzione, cross di Biraghi, aia, mamma mia, che è Manolas. Fabio Ruiz fa la cazzata, la butta in calcio d'angolo svirgolato. Bravo a Fabio Ruiz. Ragazzi di Lorenzo centrale, già, e non sta facendo un granché stasera. Che schifo. Manolas sta facendo Michelangelo bene, ora l'hai scoperto. Ragazzi. Ho visto che Manolas sta facendo bene, ma è stanco. Sì, Di Lorenzo non dà il suo meglio ovviamente come centrale. Purtroppo. Sì, non è il suo ruolo. No. Non è il suo ruolo. Madonna. Fuori. Allora, Don Pino chiede cosa ne pensate di Lobotka. Un ottimo giocatore, ma secondo me non... Ci voleva qualcosa in più. Sì, ci vuole Poi vediamo, qualcosa in più. Cioè non ti fa fare il salto di qualità, secondo me. Gattuso è bravo, deve solo fare più esperienza. Il Milan lo dimostra che senza di lui è ridicolo. Sì, ma anche io sono d'accordo con Nino. Ci vuole di più a Napoli. Torreira lo preferisco a Lobotka, che è più completo. Stefano dice: in questo momento l'unica che sembra in grado di fermare l'Inter è la Juve, o viceversa, l'unico in grado di fermare l'Inter. Madonna. Marco dice: manca la difesa al Napoli. Sì, stasera sì. Sì, Koulibaly. Di Lorenzo da esterno a difensore centrale. Sì, ma vedrai. Abbiamo Maximovic e Di Lorenzo infortunato. Koulibaly infortunato. Cioè, io dici due buone. Anche Tonelli infortunato. Michelangelo dice: ma Mario Rui. Rui. Vai Fabian, allarga. No, troppo tardi. Mannaggia. Anche Fabio Ruiz sta giocando in merda stasera. È un po' che Fabio Ruiz è scomparso. Le sirene del Real Madrid, perché
lo vuole il Real Madrid, non è più lui. Consiglio da un esterno, Pogba alla Juve, che dici? Forte, Pogba. Secondo me un bel ritorno forte. sarebbe. Sembra un giocatore forte, lo considero. Anche se Michelangelo dice, oh, Isaiah ha azzeccato qualcosa. Anche se secondo me la Juve ha già preso un centrocampista forte per l'estate, Kulusevski, che puntare su giocatori giovani e forti è la meglio cosa, secondo me. Che sai, Pogba è un giocatore già affermato, forte, ma comunque si avvia verso la fine carriera pure lui, cioè non è che c'ha... Poi è giovane, ancora giovane, insomma, ancora fine giovane. carriera è un po' esagerato. No, ancora giovane. Vidal, facevo sbaglio con Vidal. Pogba no, può dare ancora. Può dare. Sì, secondo me sì. Sarebbe un ottimo ritorno. Vai, Fabio. Però tira avanti, ora sei circondato. Madonna, brutto, fallo da dietro. Brutto fallo. Già ammonito, Barella. Su Allan. Barella su Allan da dietro. Da dietro. Bulanda con l'infortunio non è più lui, vero? Verissimo, purtroppo, che peccato. Mattia dice, Latte sta giocando bene, Latte ovvero Milik. Sì, non male. Chi è? O Latte, a lunga conservazione. Mattia, ciao Mattia, buonasera. Sì, sta giocando bene, guarda. Fabian abbastanza, diciamo, per quello che gli dà, perché non è che gli stanno dando pure tanti palloni. Michelangelo dice, Fabian. Cristian Infante che sta scrivendo arabo? Sì, perché lui Ufficiale gran colpo di mercato, Duva è un nuovo giocatore della Mener. Chi? Duva. Oh mio Dio. 3-1 Inter, Lautaro Martinez. Mi sono distratto, hanno fatto 3-1. Mannaggia la Marocco. Mannaggia la puttana, mannaggia Davide diceva, era il momento di mettere la benzina. Mannaggia che Lautaro? Mannaggia. Lautaro? Sì, al 61. Vai giù. Dio. Assist di Vesino, fammi vedere. Ma guarda che errore, Manolas pure, mamma mia. Errore di Manolas, bruttissimo errore di Manolas, guarda là. Erroraccio di Manolas. Mamma mia. Michelangelo, madonna, Little Miss dice d'oro, l'aveva detto Little Miss Bliss, mannaggia. E chi arriva? Chi arriva in chat? Federico Pasquale. Ciao Federico. Spero di non vederti più. Guarda, non lo dico perché te voglio male, ma spero di non vederti più in chat, onestamente. Michelangelo vergognato. Buonasera Giacomo. Manolas ci ha fatto. Davvero. Ha fatto la cazzata. Nino dice se Inter vince sempre. Cambiamo, ci vuole Lozano. A difesa, dice Michelangelo, a difesa. Ci vuole Lozano. Facciamo un esercito per bruciare il Meazza, dice Don Pino. Tra poco Cattuso entra in campo, dice Mattia, ce lo vedo proprio. Big F, buonasera, altri 3 punti preziosi buttati nel CS. Il Toro e Lautaro, lo sappiamo, è tornato fantasma con 2000 gol. Vendetta, dice Little Miss Bliss. C'avevi ragione, purtroppo. 3-1, sì, se fa quello. Mannaggia la miseriaccia. Comunque una fase difensiva al limite dell'imbarazzante, no. Sì, ha fatto delle sciocchezze alla difesa del Mauro. Mamma mia, stasera seriamente proprio, Sì, Di Lorenzi, sai, eppure Manolas ci ha messo pure. No, vabbè, cioè. Federico comunque l'avevo già letto. Scandalosi. Ragazzi, non è serata proprio. Dai, su. Oddio. Dai, tiriamoci sul morale, per favore lasciateci qualche like se ci volete tirare su un po' di morale. Iscrivetevi al canale se vi stiamo simpatici e continuiamo a soffrire. Dai, su. Michelangelo prima di Lorenzo e ora Manolas. Già. Sì. Chi ha segnato? Lautaro. Mannaggia che peccato, Francesco Dante dice forza Juve, buon per te. Federico Pascucci davanti abbastanza bene, ma dietro male, sì. Mark, e allora? Mannaggia, allora, la devo dire io, ma allora. Ma è vero che Mertens ha l'accordo con l'Inter per giugno, parametro 0? Ho sentito qualche notizia, ma ancora non c'è niente di ufficiale. Marco Luca Mastrangelo. Gabriele Planeta, anche se sono juventino, forza Napoli e Juve.
grazie. Mattia, meglio vi scarrondo e fragapane in difesa invece di Di Lorenzo e Mallonas. Mark Lugano Strange, Little Miss Bliss, godo come un riccio appena nato da poche ore, però Matti il biondo direbbe sfoga la miseria. Mi urlate forza Taranto, ma soprattutto forza Raules. Don Pino, mi dispiace amici napoletani, ci stiamo passando anche noi, vi posso capire, è vero. Buonasera Alessia, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Michelangelo, chiedo a Gattuso se posso fare il difensore, sono più forte di tutti i difensori messi insieme, potrebbe anche starci. Federico, Mertens va in Cina, secondo me ci sta. Vai ora, vai. Però dice iscrizione a Napoliello 87 subito, grazie. Federico Sorrentino, buonasera, se se ne va Mertens mi taglio le palle. Aia. Mark, no, sta parlando. Brozovic. Buonasera Claudio Pissillo. Vai giù, è scetato, porca fa. Vai. E questi per adesso sono i soldi, cacciateli, forza Juve. Insigne, per favore. L'interista tedesco sarà soddisfatto. No, Insigne ragazzi, fuori. non offendete. Insigne fuori. Non offendiamoci, siamo tutti tranquilli. Ma no, Cagliacone, c'avevo tutto lo specchio alla porta. Ragazzi, non offendete, se no vi cancello dalla chat. Gli ho fatto passare. Abbiamo bisogno di un regista, vero Michelangelo? Sì, assolutamente. Sì. Quello che dico sempre io. Lo dico sempre. Francesco dice sono della Juve ma tifo Napoli, grazie, ci crediamo stasera. Davi dice forse so perché i giocatori napoletani non hanno lo sprint. Vai che sei da vai, Fabio. Ma dai ragazzi, dai, dai, Maremma Santa, forza! Fabio Ruiz si dà a mano, partirà. Fabio Ruiz ha rotto i cazzo, sarà degli indore a Madrid, sarà dai. Nino dice il Napoli in estate dovrà rinforzare la squadra, molti verranno ceduti quest'anno, mamma mia. Fabio Ruiz sarà da io, rotto il cazzo, sai quando sempre in merda. Se te non vuoi, basta che dici. Ragazzi, se offendete io vi blocco, raga, perché non siamo qui per offenderci. Marimma Santa. Ops, stavo per bloccare, mi si è spostato. Riuscirete ad andare una roba. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale se volete, lasciate un bel like. Ci tirate su di morale. E anche se volete ancora sui vostri social condividete la nostra like. Federico dice dopo Giorginio 0 registi, vero? Zielinski. Sì, ha provato a mettere Hamsi Cancelotti, ma poi è durato poco, 6 mesi, è andato via. Mattia Fantoni dice buona, avete solo la pizza? Beh, non ce lamentiamo. Tutto il tifo di Crotone, grazie Davi. Ruiz dorme stasera. Sì, mamma mia, Madonna. Mamma mia. Ma non solo Ruiz, poi tutta la fase difensiva, cioè tutti. Isai Di Lorenzo, Manolas. Federico Pascucci dice vabbè me ne vado tra un po', ritorno, speriamo di no. Pierre dice ragazzi comunque l'Inter è una squadra troppo forte quindi non contatela questa partita. Vabbè sì, quest'anno è forte, però non ci dovevamo ripigliare. Ma infatti io l'avevo detto anche nei pronostici, attualmente l'Inter è in forma, è la squadra che da noi alla Juve è una delle più forti insieme alla Juve e secondo me farà risultato a Napoli. Se andate a vedere i pronostici. Buonasera Raffaele Barra che dice ho giocato 1-3 dell'Inter da tifoso del Napoli, tanto lo sapevo che perdevo, ormai siamo in caduta libera da Gerry Scotti. Ma anch'io infatti sapevo, infatti ho detto proprio giusto per X2, però a favore dell'Inter. Michelangelo dice Sky stava sperando che noi vinciamo, Pierre Ruiz per me è fortissimo, sì, però stasera anche no. Gabriele Planeta dice forza Napoli, Inter fuori. Ina, buonasera, ti salutiamo. Oddio, mi stanno arrivando 2000 commenti, con Karma vi chiappo tutti. Poi sveglio pure 4-1, Francesco D'Andrea, mi sono appena iscritto, grazie Francesco. Grazie mille. Nino, Lazio-Napoli come finirà secondo voi? Ragazzi, giallo, là. Come finirà Lazio-Napoli? Per ora non te lo saprei dire, ma attenzione perché ci può essere anche il colpaccio del Napoli, perché di solito quando le squadre perdono in casa tendono a vincere fuori speriamo casa. Mattia Fantoni dice se siamo fidanzati siamo sposati. Vincenzo Luisi 3-1, penso che si intenda Lazio-Napoli o Napoli-Lazio, non lo so. Ragazzi vi saluto e siate sereni, l'importante è volersi bene, siate grandi, ciao Stefano, grazie. Grazie, ciao. Giacomo Volandri, ma che bella è quando è ragazzi, no,
no, niente offese, niente cori razzisti, ragazzi. Michelangelo Erari, Ancelotti ha rovinato una grande squadra. No, secondo me non era colpa di Ancelotti. È tutta una faida tra, No, ma c'era pure tra i giocatori e il portiere. C'erano metti giocatori nei propri ruoli. Vabbè, ma secondo me non è stata tutta colpa di Ancelotti. Ma infatti non è stato colpa sua, perché lui aveva chiesto dei giocatori e della Rendis non li ha presi. Perozzo dice buona continuazione ragazzi, ciao a tutti, ciao. E si doveva adattare con i giocatori che aveva in rosa. Davide Dani, ma va all'Inter se incontra il Cotrone gli facciamo il sedere. Mattia, ci avete fatto una cosa? Napoli, Chelsea e Juve Higuain, Napoli, Chelsea e Juve Sarri, manca solo Jorginho. Don Pino, le uniche squadre che mettono in difficoltà l'Inter sono Juve e Lazio. Quest'anno sì. Mattia, avete bloccato il mio amico perché offendeva, un po' di ragazzi. casino fra Conte e i giocatori del Napoli. Che fa vedere? Abbiamo bloccato perché quando si sono insultati perché, sì, io blocco, ragazzi. Perché Fabian Ruiz ha tirato il pallone nella panchina dell'Inter. E Conte si è incazzato. Little Miss da interista ha un po' paura della sì, Fabian ha buttato il pallone nella panchina. Apposta proprio. State zitti. Stavano a perdere la testa, Ma sto Napoli non va neanche in Europa League, è vero, quest'anno, mamma mia. Giacomo Volandri, buonasera. Siete favolosi voi napoletani, vi apprezzo tantissimo, forza Roma però, Nino, vabbè. Play su pane, forza Inter, merda, ragazzi, non offendete. Voglio che lo scudetto lo vinca il Cagliari, sarebbe meraviglioso, però non succederà. Giacomo, sono tornata e non mi fermerete. Cioè, ora come ora non succederà, è impossibile. Comunque siete proprio scarso, mannaggia. Sì. Stasera sì, raga. Stasera c'è un periodo veramente, quest'anno nero. Non abbiamo giocato malissimo stasera, però... E l'Inter obiettivamente è molto forte, però... Sì, no, è pure superiore a noi. È superiore Giovanni Napoletano, sì. Diciamo le cose come esatto. Cioè, non solo sul risultato, ma proprio come squadra, come gioco. Ma io l'ho detto che è forte. Boh. E ha dominato, non ha rubato niente. Giovanni Napoletano, forza Napoli, buonasera Giovanni, forza Napoli sempre. Don Pino ce l'ha col Meazza stasera. Ragazzi, niente offese, ragazzi. Io vi blocco, se siete sconci e dite cose brutte in chat io vi blocco. Perché non sta andando più? Lukaku, e pensare che l'Inter non vinceva il San Paolo dall'87, è vero. E poi siamo al San Paolo e ci hanno asfaltati, vero, che tristezza. Emir 1-3, esatto. Ragazzi, Emir, che sta da fare? Giacomo non morirà mai, ciao. Sì, puoi creare tutti gli account che vuoi, ma se offendi io ti blocco. Quindi... Ma voglio. Sì, dal 97, sì. Ragazzi, veramente. Era 20 anni che non vincevano. Ormai è persa. Vabbè, sì, però almeno fa un altro gol, ma io l'avevo detto che questa partita era così. Me lo sentivo che si perdeva stasera. Era tosta, ma si sapeva che era tosta, ragazzi. L'avevo detto in partenza, avevo perdere il Napoli. Io avevo detto 2-1. 3-1 addirittura. Vai Zelinski, vai. Fallo. Zelinski è l'unico che sta dando nell'anima stasera, ma per me non per caso ha rinnovato pure il contratto di altri 4 anni. Ma infatti, ma meno male. Va a finire che andiamo in Serie B, madonna, speriamo di no. Giacomo dice sono di Napoli. Zelinski e Milik hanno rinnovato, pure Milik ha rinnovato. Male non è. Ma quello più di che mi interessava è Zelinski, perché Zelinski ci tiene, cioè è fortissimo. Giacomo sta secondo Eliano, pizza di Granada. Milik lo puoi sostituire, ma Zelinski secondo me è forte. Ci vuole un regista al Napoli, un regista che non... Raffaele Barra dice l'unico problema di questo Napoli è uno solo, il presidente deve venderlo se vogliamo vincere qualcosa, se no resteremo sempre alla finestra. Sì, ormai mi sa che l'era è finita. Non c'è un presidente come Ferlaino, c'è uno che spende i soldi, deve investire. Mattia dice cuore azzurro vuol dire solo Napoli nel cuore, grande.
Meret Papera, però Andanovic no, Vai Insigne, davvero. almeno agarra una punizione. Madonna, incrocio dei pali. Cioè, ma dai. Ah, chi è peggio tra Pappone e Pallotta? Dice Nino Bertucci. Ma io direi Pallotta, perché comunque quello che vuoi De Laurentiis sta a fa cazzate, è vero. Però ci ha preso la Serie C, ci ha portato in Serie A, ci ha fatto quasi vincere lo scudetto per diversi anni. Cioè, ha tanti anni di fila in Europa. Cioè, Sì, dai, sì, però... Pallotta non ha fatto niente alla Roma. Niente. No, Quindi, insomma, vabbè, portami comunque... una semifinale di Champions. T'ho capito, ma vuoi mettere la semifinale di Champions contro prendere una squadra dalla Serie C, portarla in Sì, Serie A, andare a vabbè. lottare con la Juve per parecchi anni di fila e tanti anni in Champions? No, cioè, Pallotta non ha fatto niente. No, quello è vero, quello... Siamo onesti. Però almeno, ora il salto, bisogna fare il salto di qualità anche lì, anche in presidenza. Se no cadi come squadra, se no vai giù. Perché Allora, Napoli, cioè, è Giovanni- arrivato a un limite che non va più di quello. Capito? Giovanni Napoletano dice Fabian deve andare via. Chi è Fabiano? Ma lui vuole andare via, ma si vede dalle prestazioni che sta facendo. Da quando ci sono state le sirene, le voci del Real Madrid, non è più lui. Non è più lui, non gioca più, cioè sbaglia tutte cose. Mattia dice io voglio l'orologiaio, ovvero Mazzarri. Ah, ma Nino Bertucci dice per fortuna Friedkin sta arrivando. guarda che a alla me Roma Mazzarri sì. non mi è mai dispiaciuto. Neanche a me. Ragazzi, comunque vi voglio dire, se qualcuno tra voi non è iscritto al canale e vuole farci il piacere, ci manca un iscritto per arrivare ai 1100. Siamo a Vai. 1099. Quindi chi vuole essere il 1100? Vai, sì. Vai. Vai, Cagliacone, vai. Mannaggia che la... Michelangelo dice io venderei Isai, Allan, Insigne, Valori e Manolas. Non si può vai, vendere Cagliacone. tutti però. Mi hanno rubato pure il monopattino, la faccio Giacomo. Ragazzi, ci serve il 1100esimo iscritto, dai. Voleteci Dai, bene. Fabian, vai per Allan. Vai Allan, a Manolas. Vai Di Lorenzo. Dai, ragazzi. Dai, su, Dai. Mario, vai. Madonna, ma che cazzo, pure tu, Mario Rui, ma vaffanculo pure tu, va a te. Mattia Esposito dice io venderei tutta la squadra adesso, ma non si può. Non si può. Ciao, facci chiudere. Andiamo su, chi sai? Devi pareggiare mo. Ma Lozano, scusa. Buonanotte Emir. Ciao, buonanotte Emir, un abbraccio e forza Napoli. Ma Lozano, ma che fine ha fatto? Non fanno chiudere, è andato da chi l'ha visto Lozano, vai giù. Ma vi spiegate, No, ditemi veramente. pure voi perché Lozano secondo voi non gioca. Boh. Questo non la capisco. Boh. Anche Llorente, cioè non ha fatto nada, né Lozano né Vero. Llorente. Ma che aspetta, Poteva 5 minuti metterli. dalla fine li andrà. Ora sarebbe l'ora. Cioè, manca 10 minuti, ma boh. E grazie a chi si è iscritto perché adesso siamo a Vai, 1100. ma guarda Zelischi che partita sta a fare. È l'unico. Zelischi è l'unico che si salva. Sì, secondo me è l'unico. A sua fine. Napoli però è un po' sporca, invece di investire sulla squadra io la pulirei. Caleglione è calato tantissimo nel secondo tempo. non gliela fa più. L'unico che è stato tutta la partita in campo e ha giocato tutti i 90 minuti da giocatore È Zelischi. migliore del Napoli. Sì, assolutamente. No, ma c'era il fuorigioco di coso. Ho visto il 3, c'era il fuorigioco di Lautaro. Con la mano, dico. Vabbè, sono minuscoli, io non mi attacco mai. Sì, vabbè, 1100, sì, abbiamo visto, grazie Davide e Dani. Grazie Ragazzi a chiunque si sia iscritto stasera. E mi raccomando lasciate tanti like. Comunque l'Inter ha corso più di noi. Noi 94 km e 3 e l'Inter 98 km e 5. Sì, vabbè, 4 km su 100, Sì. non è che fanno tanto la differenza. Ha corso un po' più di noi, però è stata pure più cattiva sotto porta di noi. Vero. Poi sì, nel secondo tempo ora stiamo facendo un po' di più per cercare quando meno di fare il 3-2, ma non c'è quella cattiveria, non si vede più quella cosa, quella cazzimma del Napoli. Ma stasera poi secondo me è stato fondamentale l'assenza di Mertens e Koulibaly. Che sono due giocatori molto, secondo me, molto decisivi, sia uno per la difesa che è il leader, e specialmente Mertens in attacco perché è quello che segna più gol nel Napoli. Sapete che ha segnato più gol nel Napoli. Attenzione a Lukaku. No, 4-1 no, se no basta così.
se no è figura in merda. proprio. Fabio Bergomi ora si monterà la testa. Sì. Beh, ma ha ragione in effetti, quest'anno. Sì, ma io me l'aspettavo che si perdeva, io l'avevo detto. Ma io la vedo brutta, l'ho detto pure. L'Inter insieme alla Lazio sono le due squadre più in forma necessarie. Sì. Ai. Mamma mia. C'è almeno Marveretta sta sul girato. Lozano dov'è? Il migliore della squadra, il più forte. No, per migliore ora che è no. migliore. Giacomo dice, sono di Napoli ma tifo Inter. Ci serve, lo so, ci sta, è normale, ce ne sono tanti tifosi Scivolata in mano l'as. Vai, mi dica larga, bella, vai. Dai raga, Insigne, vai. dai, facciamo almeno un altro gol per tirarci sul morale. Vai. Dai! Dai! Oh, è arrivato. Mannaggia! Ma Zelinski stasera ha dato, Guarda, mi sa, Mannaggia. è arrivato stampo. Eccolo Lozano, boh, 10 minuti alla fine. Cioè, solo 10 minuti, ma prima no, Cioè, poteva farne andare. Mannaggia. Insigne, fa uscire Insigne, speriamo. Ragazzi, bisogna... O Insigne o Callecone, deve far uscire o Insigne o Callecone. Capace fa uscire un centrocampista per mettere un attaccante, sapete? Isai, infatti c'è il difensore per mettere l'attaccante. Lozano. Passa Dai, Ciuchi. Passa al 3, praticamente passa al 4-2-4. Passa con 4 attaccanti. Ma tanto ormai si sta a perdere, perde per perdere. Cioè, offensivi abbiamo Insigne, Callecone, Lozano e Milik. 4 attaccanti praticamente. Già l'avevo letto, grazie. All'anno fa, chi è? No, fallo su all'anno di Sensi. Ai. Madonna. Brutta ma sconfitta questa. Ora l'ultima partita di girone d'andata abbiamo la Lazio. Mattia dice Lozano si è perso e non lo ritroviamo. Speriamo che lo troviamo. Lozano si è perso e non lo ritroviamo. È entrato ora. 10 minuti di partita. Speriamo che si fa vedere. Little Miss Bis sei un escort. Ragazzi, non vi offendete. Ma chi ce l'ha? Tu chi ce l'ha? Con Little Miss Bliss. Dio, raga, che tristezza però, Vai, Fabiano. Mamma mia. Scivolata in mano l'as. Non saprei. Povero 10 minuti. Cioè, fra i peggiori, perché ce ne sono tanti. Stasera ce n'è, raga. Mamma mia, però. Dall'anno non è che ha fatto una bella partita. No. Però c'è il peggio di lui. C'è chi ha fatto peggio. Però almeno abbiamo prestato, siamo stati propositivi rispetto alle ultime vai, partite. Milik, vai, allargala. Dai. 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 Angolo. È angolo no? No, fondo. L'ha ritoccata Lozano. Rimessa dal fondo. Niente, voglio bene. Delusione totale perché si doveva quantomeno almeno prendere un pareggio, invece nemmeno quello. Fabian Ruiz Per Llorente. Sì, ora all'83 Fabian Ruiz tardino. è una delusione totale. Fabian Ruiz non è più il giocatore che conoscevamo all'inizio campionato, ma da un bel po'. No, ma da un bel po'. Lo so, ma i periodacci capitano. Sì, ma sta andando a lungo Fabian Ruiz, ma ci sta andando forte. Periodacci. Ragazzi, capita. Purtroppo è tutta la squadra che ha un periodaccio. Sì, ma lui cioè, non si riconosce più. Allora, non si riconosce proprio più. Nino dice vincono lo scudetto gli interisti. Anche secondo me lo può vincere. Secondo me è una lotta Inter e Juve. La favorita è sempre la Juve, però l'Inter lo può vincere. Dai ragazzi, almeno un altro gol, fatecelo per favore. Andiamo Lozano. Vabbè, sono altissimo pallone.
Come vi chiamate su Instagram? Napoliello87. Lukaku fruttato. Lo vince Ma Ruiz fa giocare nel suo ruolo. sì, giovane. Sì, Secondo Mattia lo vince il Cagliari lo scudetto. ancora. Ormai sta storia del Cagliari. Illusi. Chi fa? Boh, con qualcuno di sopra, probabilmente. Beh, ragazzi, anche stasera è andata giù. Giù. Dai, Insigne. È venuto pure a Befana. Domani si va a lavorare tutti Mamma quanti. mia. Li farei andare a lavorare all'ora al freddo, a 5 gradi, a 2 gradi, a questi qua. Voi A che tutte comprereste per il Napoles? Chiede Michelangelo. Giacomo Napoli. No, non offendete, raga. Voi che comprereste per il Napoles? Uè. Napoliello si è impicciato. Voi che comprereste per il Napoles? Ma loro a me me lo sto facendo una domanda. A noi ce la sta facendo una domanda. Ora come ora un regista, però ovviamente De Laurentiis soldi per prendere un regista, diciamo, top player non ce l'ha. Cioè attualmente prendere Torreira che non costa tanto, 26 milioni. Cioè Torreira e anche Lobotka, tutte e due perché ti servono 200 cambisti. Però capito, Torreira prima scelta per farlo giocare titolare per Lobotka. O se no Lobotka ma ti prendi un regista sempre, poi oltre a Lobotka devi prendere un regista. Cioè ora non mi viene a mente nome, che nome ti posso fare? Cioè, ce ne sono tanti registi, cioè Isco no perché non te lo darà mai il Real Madrid, cioè poi costa tanto. Cioè, basta che sia un regista valido, un regista forte. Allora, Michelangelo Ora dice un non me ne ritorno di vengono. Hamsik? Cioè non sarebbe male, però anche lui comincia a perdere colpi. Cioè ormai è quasi finito pure Hamsik. Mattia Espo dice io comprerei Mattia Espo. Ti serve un regista, dai, un regista. Nino dice a Napoli serve un regista, un terzino e un centrale in più. Io proverei a strappare cosa, ora è difficile, cioè, è quasi impossibile che te lo dà perché sta lottando per la Champions a Lazio, Lucas Leiva, che è il regista della Lazio. Fantasma chiede a che minuto è all'86esimo. Ah, Purtroppo. allora. Oddio, raga, che pena però, Vai a Zelinski. Zelinski stasera. Vai! Madonna, Llorente. poco alta però, Mannaggia. Zelinski è quello che ci prova più. Guarda. Giovanni dice il Napoli arriverà quinto, però forza Napoli sempre, ma magari. Magari qui. Marò, il primo giorno di scuola, domani la prima ora facciamo palestra, buon per voi. Gol, no. Ciao Christian, chiede se lo salutiamo. Ciao Cristian. Mamma mia, so chi ne Catania. Mamma mia. Purissimo. Raga, ma il Barça non voleva Vabbè. Ruiz. Sì. Sì, sì. Cristiano Ronaldo, sì. Sì, il Barça e pure il Real Madrid vogliono Fabio Ruiz. Ma guarda, perché ho sentito 70 milioni, se ci danno 70 milioni, quasi quasi. Adesso esce Perché Lukaku per Borca Valero. Cioè io lo terrei perché secondo me se gioca da Fabio Ruiz come sa giocare è fortissimo. Ma se lui vuole andare via non lo devi trattenere con la controvoglia. Vero. È inutile trattenere, Assolutamente. perché se no ti fa le prestazioni di merda. Lo mandi via, ecco quei soldi ti prendi due centrocampisti, perché a quel punto te ne servono due, al Napoli ne servono due per allungare la rosa. Uno lo metti in banchina e uno lo metti titolare, regista, ti vai a prendere un regista, perché a Napoli manca un regista. Vero. A quel punto prenderesti due registi, Lobotka lo fai fare la panchina e prendi uno forte. Perché Lobotka sì, lo paghi intorno, mi sembra quando era la cifra 20 milioni, quando era 20 milioni Lobotka, 70 Fabio Ruiz. Cioè metti altri 30 milioni se li butta in tasca De Laurentiis, con altri 20 milioni ti vai a prendere anche un altro centrocampista, te ne pigli con 40 ne pigli due. È a posto. Mattia dice comprare la vecchia che vengo quando accatto i Fusciel. Koulibaly mi sa che vuole andarsene, pure lui, ma ce ne sono non solo, come ho detto, Fabio Ruiz, ci sarà Koulibaly. Quest'anno secondo me c'è una rivoluzione. Sì, ci sarà rivoluzione. Quest'estate... Perché il Napoli è stata una delusione fino ad ora. Poi vedremo a fine campionato, ma se sarà così, un bel po' di giocatori se ne andranno. Sì.
Giovanni dice il Barcellona sta ridendo. Sì. Ride sì. Sì. Michelangelo, Sì, perché- Barcellona, Napoli, Ma sì, 1000 a perché 1. poi in base alle prestazioni calano anche il prezzo dei giocatori, capito? Mm. Eh, Davide dice, raga, non è ancora finita, praticamente. anche Koulibaly prima valeva 120 milioni, ma se tu l'avevi venduto a 120 milioni, ora ne vale 70, il prezzo di ora del Vabbè. titolo. Moise dice, Mané di Liverpool è libero. Mané ma lui è, cioè, è un altro esterno, noi siamo pieni di esterni. Se va via uno fra come si chiama, fra Mertens o Callejon, Mané è tanta roba, è del Liverpool, è arrivato quarto nel pallone d'oro, terzo. Nino Bertucci dice Callejon pure via. Però figurati se Mané viene al Napoli, cioè, la vedo difficile, uno che arriva fra i primi del pallone d'oro a venire al Napoli. Michelangelo dice io vi seguo da un anno, grazie. A noi ci vuole un presidente che spende i soldi, De Laurentiis. Oh madonna, Oh madonna. No! Ha preso il pallone. No, 4-1 no. Che salvataggio. 4-1 no, se no venga in due campo piglia schiaffa tutto quanto, una ora. Davi dice se abbiamo preso le mazze dall'Inter che facciamo con il Barça e male facciamo. Mattia dice ADL 30 milioni li usa per fare i film di Hollywood. ADL sembra una malattia. Lozano, fai qualcosa, mannaggia Lozano. Grazie. Ma tenendo conto Lozano è stato pagato 40 milioni per ora niente, cioè magari se è anche sfortunato perché si è ritrovato, ma ha giocato anche poco secondo me. Sì, ma si è ritrovato anche in una situazione con il Napoli così. Sì, esatto, è la nannataccia. Dobbiamo, secondo me alla fine, se tanti vogliono stare contro voglia, perché noi dobbiamo pensare alla maglia al Napoli, se tanti vogliono restare contro voglia che vadano via e il Napoli ricomincia da giovani come Meret, Di Lorenzo, sì, però Zielinski. ci vorrà tempo. Sì, e aggiunge altri forti giovani come loro, capite, secondo me. Michelangelo dice era calcio di rigore. No, perché prende il la pallone, palla. Cioè poi casca pure il giocatore, ma prende prima la palla. Programmer, buonasera, dice vabbè, un po' scontato che perdevamo. Purtroppo sì. Matteo dice sono troppo simpi, grazie. Sky sperava che noi vincevamo. Dubito che Mané sia in scadenza. Penso che abbia un contratto lungo con il Liverpool, dice Nino. È forte Mané, ma infatti al Napoli, cioè, su Barzelletti. Quando viene a Napoli? Un giocatore purtroppo. Così sceglierebbe più Barcellona Real per queste squadre così. Ma guarda, prende il pallone, poi lui si guarda. Prende il pallone, sì, poi dopo piglia. È rischioso, ma non c'è, non mi ricordo. Io voglio il Pocio, ma il Pocio è andato in pensione. In dirigenza magari sì, mi piacerebbe vederlo. Non lui è un bel ritorno. Lui è Hamsik dei tempi d'oro. Sì. Sai Hamsik, Cavani e Lavezzi in dirigenza. Però ovviamente ci devono capire i calcio poi, cioè a fare la dirigenza è una cosa diversa rispetto a fare e il Matador in attacco. In attacco ormai. Noi l'anno prossimo comprerei Brignoli in attacco. Forza Mertens, sì. Nino dice io avevo Salah e lo rimpiango da 3 anni, è vero. Mi fate fare iscritti, please. Scambiatevi gli iscritti in chat. Gabriele, buonasera. Forza Mertens. No, stasera non c'è. Non lo pareggiare perché sono Juventino. Quando pareggi? Manca 40 secondi. 40 secondi alla fine della partita, sotto di 2 gol. La vedo un po' dura. Giusto. Impossibile proprio. Giusto. Impossibile, no. Mamma. Non è finito. Ragazzi, è andata, dai. Signori, è stato bello. Mamma mia. Gesù. Ragazzi, c'è niente da fare. Non abbiamo giocato proprio male, perché insomma abbiamo mostrato anche una certa reattività, una certa voglia, cioè è un miglioramento rispetto a quello che facevano qualche mese fa, però... Adesso è Richard.
Hanno dominato loro, una volta sì. che si perdeva nel partito. Ma grazie, però rispetto a quello che facevamo a novembre, che non manco ci si vedeva proprio giocare, ci si faceva mangiare in capo da tutti quanti, almeno qualcosa abbiamo fatto. È finita. Questa è la mia squadra del Napoli: Reina, Albiole, Koulibaly, Gargano, Hiller, Berami, El Poce, il Matador e il Mare Chiaro. Napoli è morto insieme a Napoli. Sì, Murut. Signori, Napoliello è morto. Detto questo, fammi fare una rattata. Signori, detto questo, è stato bello stare insieme. Almeno ci tiriamo un po' su di molare. Vergognatevi al San Paolo, dice Michelangelo. Signori, era contro l'Inter, era difficile, ma eravamo al San Paolo e speravamo in qualcosa di più. Però l'Inter ha fatto di più sotto porta, ha concretizzato le occasioni che gli sono capitate, ha vinto la partita. Nonostante il Napoli ci abbia provato con il solito Zielinski, stasera Zielinski il migliore in campo del Napoli, dall'altra parte vabbè, Lukaku e Lautaro, sempre i soliti, a fare gol e a trovarsi a memoria. L'Inter a centrocampo è stata superiore, diciamo, a Napoli, ma soprattutto non superiore nel modo eccessivo, ma superiore diciamo nel fatto che la nostra difesa ha commesso degli errori. Mamma mia, gravi, la nostra difesa stasera. La nostra difesa ha dato ha regalato dei gol all'Inter, cioè l'Inter ha meritato di vincere, non toglie che la nostra difesa abbia fatto gli errori per regalarglieli, ma l'Inter ha meritato perché ha saputo sfruttare l'occasione. Un gol Manolas, un gol di Lorenzo su scivolate, sai, si è addormentato là, e sono due. La papera di Meret, sono 3 gol, 3 errori nostri, se vogliamo metterla così. Poi il nostro gol, grande gol di apertura di Zielinski a memoria per Callejon, inserimento, palla e mezzo, mi dico. Michelangelo dice: siete dei miti napoletani e sempre comunque forza Napoli. Grazie Michelangelo. Non basta questo, non basta. Che peccato, Silvio, veramente. Siete grandi, dice Giovanni. Grazie. Forza Napoli sempre, Mattia. Grazie. Non basta questo. Una volta eravamo più continui. Quelle azioni che abbiamo visto sul gol di Milik si facevano spesso, invece ora si è fatto solo in quell'occasione. Poi Mattia ti chiede di seguirlo su Instagram e su YouTube. Certo. Signori, niente, voglio, ci lasciamo qui, vi auguro una buona notte a tutti quanti, grazie di essere stati qui con me, grazie a voi che vi siete iscritti, nuovi iscritti, vi divertirete, non me ne farò pentire, guardate i miei video perché vi faccio dire, vi faccio divertire. Niente, un abbraccio e ancora buonanotte, buon inizio settimana, buon inizio d'anno, buon inizio settimana. Perché si ritorna al lavoro, chi ritorna a scuola e tutt'altro. Ciao Aiù, un abbraccio da Napoliello 87 e da Sara. Buonanotte a tutti e forza Napolese. Ciao Aiù. Ciao.